Amici bellini? Ci siamo? Allora, facciamo tutto al volo, tutto al via, tutto al volo in live, perché il tempo stringe, devo lanciare la notifica al canale Telegram, voi non siete iscritti al canale Telegram, non sapete niente, come al solito non sapete niente, siamo in live. Vai, così si capisce, va più che bene. Amici bellini, buonasera. Allora, leggo i soliti nuovi che lurcano e voi già state rispondendo, siete bravissimi. Quelli là, ma la fai vedere, non la fai vedere? Non ho le possibilità, non ho i diritti, ci dobbiamo arrangiare, devo farvi un po' di reaction live, non è nemmeno la telecronaca, più o meno la telecronaca, però non fa niente. Salutiamo un po' di persone, poi dopo potremmo avere anche un ospite, non lo so, non voglio farmi debiti con la bocca. Buonasera Angela, buonasera user Mister, buonasera Mister No Comment, buonasera al dente avvelenato, a Gianluca, Danny, I am Mario Rui a centrocampo, voglio proprio capire, Mino Nano, Angela Torre, Virgilio Bandiera, Umberto Bruno, Demon, Matteo, no, non la posso far vedere amico mio, ma te la racconto, mi rendo conto, ma la fa, credo, per quelli in Campania, 8 channel, lo streaming non funziona, altrimenti devi andare su Sky, chi ha Sky lo può fare. Buonasera Marco. Buonasera Gregorio, Pietro, il dente Amariano, Mario, Miki, Zexu, Giorgio Mele, buonasera Giovanni, Frank Panico o Panico, Marco, Valentina, vediamo un pochino, Valentina che conosco io, ciao a Max Allegri, ciao al Mister, Donata. E arriviamoci a questi 10.000, ci siamo arrivati, ma Under Up, Tore Falanga, Napoli Magazine, Biagio, eccetera, eccetera. Allora, fatemi mettere un attimo il bannerino perché devo organizzarmi. È tutto live, ragazzi, è tutto live. No spoiler Napoli. Benevento, sarà molto interessante capire la formazione perché qua si parla, cioè sia Zanoli che Mario Rui, che significa? Benevento 0-0 live, no spoiler, vediamo un pochino se la possiamo mettere qua, boom, e boom, ecco qua, è un amichevole, lo sappiamo, non c'è problema. Abbiamo, vedi Mario Rui a centrocampo, così porta Sky. Io vado un po' in difficoltà, ne stavo parlando con altri amici bellini su Instagram, seguitemi su Instagram @ValerioFluido, dice ma come Kimmich che gioca a centrocampo? Sì, ma anche Calabria da terzino ha giocato a centrocampo, poi devi vedere se va tutto bene oppure se va tutto male, non lo sapremo mai, lo sapremo stasera, ma comunque non basta, non vale come discorso perché comunque è il Benevento, ma comunque ci sono altri giocatori che, insomma ragazzi, work in progress. Benevento che c'è Letizia che lo conosciamo, c'è Barba e Fulon che lo conosciamo, a campo Elia, Insigne Roberto dietro la punta che è Moncini con Improta in zona, insomma Insigne nostro, e va bene, poi vediamo un pochino anche c'è Sau in panchina e altri giocatori che non conosco bene a disposizione del mister Caserta. Ok, ed è chiaro, il San Paolo non si chiama più San Paolo, lo devo chiamare Diego Armando Maradona, ma pure va bene. Siamo pronti con il timer, siamo pronti con lo streaming, siamo pronti con i vostri commenti. Manca ancora un pochino. Io sono ovviamente probabilmente in ritardo causa anche streaming, YouTube, eccetera, eccetera. Questi capelli non mi convincono tantissimo oggi, ma saluto Polly come tutti i moderatori che dovete salutare anche voi.
Forza, forza, la bellineria significa salutare i moderatori. Buonasera Always, buonasera Salvatore Rea, buonasera. Non è possibile Angela, dobbiamo vedere. Lo dobbiamo vedere. Alfredo, come dicevo, non posso farla vedere, non ho i diritti, la gente ha speso una cosa di soldi per avere i diritti di questa partita e non posso rischiare che mi chiudano il canale. Se ti fidi della mia cronaca, ebbene, qualcuno, gli amici bellini qui di solito si organizzano, mettono in sincrono, sono straordinari, gli amici bellini lo sanno, molti di voi che sono capitati qui, siete 190 per esempio, non mi conoscete, non sapete niente, sono Valerio Fluido, abito a New York, parlo del Napoli, parlo un pochino del calcio in generale e ci interessa vedere questa partita che è un amichevole che lascia il tempo che trova, ma che comunque sarà un buon test per vedere le riserve all'opera, perché sappiamo che è qua che poi fa la differenza sul lungo una squadra, quando devi fare un pochino di cambi, quando devi insomma vedere un pochino. C'è Dries Mertens, ragazzi, dalla Germania, grande Dries che pare stia recuperando, grazie mille per il tuo messaggio amico. Vedo anche Rossana, vedo Darius, sì, così sto leggendo anche io, amico mio, sono curiosissimo di vederlo. Grazie Frank. Mario Rui capitano? Aiutatemi. Aiutatemi. Vedo un Malquit con una fasciatura alla mano e il capitano è Mario Rui, Marittiello lui, è proprio vero. Sì, Mario Rui fa il rivuoto e noi gli facciamo tutti i complimenti del caso, ragazzi. Qualcuno vuole diventare famoso, fatelo diventare famoso, che se sta come un pazzo, ma vaffanculo anche a te amico mio. TVB, vai, più aumentano gli amici bellini e più aumentano i lurkers, il Vesuvio, la terra che amo, più aumentano i lurkers, i troll e tutti quelli che mi odiano e che mettono i dislike. Divertitevi, ci divertiamo tutti, qual è il problema? Vai, fa algoritmo. È tutto algoritmo, va fanciullo, vai, fanciullo. Allora, se la merita la fascia, perché sì, comunque è uno dei più anziani della rosa, anziano anche in termini di presenze in questo momento, e va bene così. Rimettiamo le cose del banner, signori miei. Vi ricordo che a fine primo tempo leggerò un pochino dei vostri commenti, a fine partita leggerò tutti i vostri commenti compatibilmente con il tempo e con le cose tecniche qua del live, e ringrazio tutti per la presenza, per il supporto e per i like preventivi che sono arrivati in tempo non sospetto. Se qualcuno vuole mettere un like adesso io lo accetto. I like non sono per me, sono anche per gratificare il lavoro instancabile dei moderatori che mi seguono sempre. C'è sta una partita il Benevento e ci vediamo pure Benevento, che bello. Particolarità: il Napoli ha la maglietta ma non ha i nomi sulle magliette, non so la scelta, non so perché. Spesso nelle amichevoli precampionati, bella bellissimo, spesso è partita, attenzione il timer, siamo pronti, resume 3, sì, ci siamo perfettamente in sincrono, quindi se volete sincronizzarvi con me cercate di non spoilerare, barba, retropassaggio, e vediamo come siamo messi a centrocampo, che sono curiosissimo. Sembra a tutti gli effetti un 4-2-3-1 con Ruiz e Rui. I Rui sono sempre lui a centrocampo, con un as alle spalle di Petagna, Lozano a sinistra e Politano a destra. Quindi tutto chiaro. Vediamo di capire se questa sarà la conferma durante la gara. Juan Jesus, primo pallone toccato, e Mario Rui che difende il pallone e la dà indietro con grande personalità. Vedremo anche Juan Jesus a fianco di Manolas. Vedremo se Malqui ha la gamba, c'è uno scambio, un as tenta un pochino un colpo di tacco funambolico e perdiamo palla, c'è subito un lancio in profondità dove fa buona guardia Malqui, devo dire, e ora Fabian Ruiz, Manolas. Siamo molto curiosi di vedere un as, siamo molto curiosi di capire Malqui se ha
lo spessore, se ha la fiducia, se ha la capacità di essere titolare anche in questa squadra, perché spesso dovremo far rifiatare Di Lorenzo, ragazzi, non è che possiamo far giocare Di Lorenzo tutte le partite, anche perché vediamo anche in nazionale che qualche problemuccio ogni tanto lo ha. Petagna sventaglia e ringrazio Tore Falanca, che mi sono perso il messaggio, vaffanciullo, andiamolo a recuperare velocemente, volontariamente anche, eccolo qua. Mua. Per Mario Rui, che a capitanare per una volta è proprio lui, esattamente, amico mio, esattamente, ti lascio qui. Mentre lo vediamo proprio nel cerchio di centrocampo, nel centro di cerchio campo, scatta Zanoli, ragazzi, supera un avversario, Zanoli sulla sinistra, incespica un po' sul pallone, lo perde, fermato proprio da Letizia, che è un giocatore che ha vuoto Fabian Ruiz. Ma è bravo Manolas ad anticipare. Io dovrei anche organizzarmi con un po' di taccuino per scrivermi le cose importanti. Vediamo se ce ne saranno di cose importanti da segnare, da poi analizzare alla fine. Guarda Mario Rui come aggredisce. È interessante. Magari Spalletti lo reinventa e noi risolviamo tutti. Mentre esce Marfella, che però decide di non prenderla con un... No, personalità, vabbè, ma... Subisce fallo Marfella, ma non va buona così, non va buono, rischi inutili. Vabbè. Andiamoci piano, andiamoci calmi, andiamoci tranquilli con queste situazioni, perché è solo un amichevole, ma a noi interessa moltissimo. Trovato tra le linee, attenzione, ora il Benevento imposta un'azione con questo cross e c'è subito, mamma mia, rischio autogol, Juan Jesus, Marfella che esce proprio su questo cross e c'è la respinta proprio su Juan Jesus che rischia l'autogol. Attenzione, calcio d'angolo per il Benevento, Marfella su Gesù. Gesù, mamma mia, questa era proprio la frittata vera e propria. Mamma mia, no, ma quello di Napoli tutto a posto, vince lo scudetto. Calcio d'angolo, c'è il colpo di testa di Petagna, il Benevento ci riprova con questo cross che finisce direttamente sul fondo. Signori miei, un brivido. Calò, non Calaiò. Attenzione a Michele D'Ambrosio, attenzione che ringrazio, torno dalla palestra e sento a vuoto Fabian Ruiz. Marfella Paperella, faccia doccia e restiamo pure io. Vai, ci vediamo dopo Michele, vai tranquillo. Si imposta intanto con Juan Jesus che scambia con Fabian Ruiz. Juan Jesus, ora c'è questo pallone toccato da un ass, Fabian Ruiz che scambia con Rui. Particolarità di questa partita, ringrazio ancora Michele, particolarità di questa partita è che i due centrali di centrocampo sono entrambi mancini, come anche Petagna mancino, che giostra in questo momento a centrocampo e perde palla, come un asse è mancino, come Politano è mancino, come Juan Jesus è mancino. Credo che il Napoli non abbia mai avuto un numero così alto di mancini tutti in campo, e non so di che piede è il portiere Marfella. Meret lo sappiamo. Quindi in questo momento contiamo Juan Jesus, Mario Rui, Fabian Ruiz, Politano, Unas, Petagna, siamo a 6 mancini. Cercheremo di capire il portiere. Poi probabilmente vedremo anche altri giocatori della primavera, perché questa deve essere considerata anche una sgambatura, signori, Mentre Politano recupera palla e avanza, tutto mancino, serve proprio Mario Rui e saluto e ringrazio Pablo Versatile dopo il gol di Yusai. Mario Rui capitano, addio amici. Adios amico mio, pensavamo di averle viste tutte, Fabio, e invece no.
Non abbiamo visto ancora niente. Spalletti ci regalerà dei sogni. Bella palla di Politano per Malqui che avanza. Vediamo, viene fermato molto bene da Fulon. Vediamo, ci dobbiamo aspettare molto da Malqui, ragazzi, perché questa è la stagione dove quelli là che non hanno dato molto negli ultimi anni devono dare tantissimo se vogliamo sperare di competere per quel quarto posto. Si distende bene il Benevento, attenzione, ora c'è Juan Jesus tutto spostato a destra, è bravissimo il Benevento a cambiare lato, ma Zanoli fa buona guardia e serve Marfella, vediamo controllo e rilancio verso Fabian Ruiz che la controlla male, la perde. E ora vedremo se Marfella pure è mancino oppure no, adesso lo capiremo. Mette il pallone a terra col mancino, serve Manolas, ma è un passaggio breve, potrebbe anche non essere. Ma credo a questo punto che Marfella sia mancino come gli altri. Vediamo. Colpo di testa di Zanoli a prolungare verso Lozano. Buon recupero ancora di Zaloni, Mario Rui per Lozano. Il messicano punta l'avversario, si accentra, Lozano viene spinto a terra ma non c'è fallo. Che vi credevate voi? Cambi di gioco continui da parte del Benevento, da una parte all'altra, per mettere in difficoltà un Napoli che sappiamo ama fare densità in una zona del campo, prendendosi il famoso rischio. E adesso Mario Rui serve un ass che tra le linee ha un po' di spazio. Movimento di Petagna, un ass ha lo spazio davanti a sé per tentare il tiro. La mantiene sul primo palo, la mantiene bassa, ma finisce largo il tiro di un ass. Ce lo segniamo perché comunque mi è piaciuto il movimento di Petagna a liberare un po' di spazio per un ass. Tiro fuori. Il Napoli tenta di dare una scossa a questa partita. Vediamo ora Politano inseguire Fulon, il colpo di testa di Malqui. Ancora alla ricerca del pallone. Politano ora si prova un pressing addirittura sul portiere. Vediamo Fabian molto alto. E c'è il recupero da parte di Zanoli. Scusate, un po' di bicarbonapoli è importante. Fabian e Mario Rui alternano la loro posizione, uno a destra e uno a sinistra, di continuo. Ora Mario Rui è più avanzato, mentre avanza palla al piede Manolas che trova un buon filtrante per Malqui. Scambio con Politano, ancora Malqui che trova un ass di prima per Mario Rui, un ass cambia tutto cercando Lozano, è bravo il messicano a recuperare questo pallone e ora a puntare l'avversario che è Letizia, che lo ferma ancora una volta molto bene. E ora riparte il Benevento, questa è un'azione pericolosa, si sta sviluppando un 4 contro 4, adesso è 5 contro 5, ma c'è spazio per questo tiro dalla distanza, credo fosse proprio Roberto Insigne, esatto, con il suo sinistro, pallone molto alto sopra la traversa, abbassa il corpo Roberto, abbassa il corpo, attenzione, i cambi di gioco li ha chiesti Spalletti a Caserta, ma guarda che questa non è una cosa sbagliata, Fabio, quella che mi dici, e grazie sempre per il tuo supporto. Quando ci sono questi amichevoli ci può anche essere tra due società amiche, tra due società che si rispettano, un dialogo con i mister, no? Se non c'è, se devo provare delle cose particolari, può essere pure che Spalletti ha detto guarda, fai cambi di gioco che sono una cosa su cui noi dobbiamo lavorare. Potrebbe anche essere una soluzione che tu dici ok, faccio lavorare i miei giocatori su un movimento di gioco specifico e quindi cerchiamo di capire come ovviare a queste eventuali difficoltà, perché poi sono eventuali. Volevi essere difficile, non ci sei riuscito, potrebbe anche essere. Vi siete dimenticati di mettere il like per questo lancio di Politano? Capita, non fa niente, capita a tutti.
di dimenticarsi, uno si guarda la live, cerca di ascoltare, guarda Mario Rui capitano. Se non lasciate un like per Mario Rui capitano, io non so veramente come aiutarvi. E c'è un bel lancio, attenzione, c'è il fuorigioco. C'è il fuorigioco. Difesa molto alta per il Napoli. Difesa molto alta. Manolas in possesso di palla. Bevo. Trova Malquit che torna da Marfella, la tocca col destro e la rilancia col destro verso Juan Jesus. Non è detto che sia mancino. Lo scopriremo. Si ritorna da Marfella, controllo col destro e rilancio col destro verso Zanoli, lo mette in difficoltà il passaggio di Marfella, perde palla Zanoli, ma poi c'è un fallo, quindi tendo a pensare che Marfella sia destro. A questo punto, quando c'è un lancio rispetto a un passaggio breve, uno presuppone che il giocatore utilizzi il piede preferito. Un as stoppa bene il pallone, si gira e viene strattonato da parte di Vogliacco e gli strappa proprio la maglietta da dosso. Mamma mia, potevi anche essere ammonito al 13° di questa partita amichevole, non vuoi buttare a terra, va bene, però proprio gli ha strappato proprio la maglietta da dosso. Quando lo fa Chiellini tutto bene. Fabian Ruiz gira verso Juan Jesus che trova un buon filtrante per Lozano, scambio con Mario Rui, attenzione Mario Rui, prova il passaggio per Zanoli ma non è preciso, riparte il Benevento, attenzione, bisogna fare buona guardia, siamo sempre in casa nostra, non facciamo scherzi. Ed ecco ancora un'azione del Benevento, scambio al centro fatto fuori, questo poteva essere fallo da parte di Juan Jesus che allarga il braccio sull'avversario che rimane a terra, ma riparte ora Petagna che la mette fuori con fair play, con sportività. Rivediamo, Juan Jesus va diretto proprio sull'avversario col braccio, questo doveva essere fallo per il Benevento. Male Juan Jesus, male. Noi le diciamo tutte le cose. Tutte veramente. Virgilio! Io credo che queste partite servono proprio per il caso che il mazzo ha ragione, amico mio. Saluti a te e a tutti quei fantastici amici bellilli. Attenzione Politano, Malquit il cross, la parata del portiere. Grazie Virgilio, hai ragione, queste sono le partite in cui uno cerca di inventarsi anche qualcosa, ti vengono meno tutti i centrocampisti, qual è la soluzione? Potrebbe essere anche un Mario Rui a centrocampo, vediamo se funziona. Sappiamo che nelle sue caratteristiche Mario Rui ha la tecnica, Spalletti lo dice sempre, il piedino, il famoso piedino di Mario Rui, e sappiamo che anche vedi, buon intervento di Mario Rui in contrasto, e il Napoli recupera palla, e sappiamo che per sua indole Mario Rui difficilmente resta sulla fascia ma tende molto ad accentrarsi. Questo potrebbe aver portato Spalletti a pensare che Mario Rui è a suo agio all'interno del campo da interno. Certo, non ha quella fisicità da essere il centrocampista che regge il centrocampo da solo, dovrà dare una grossa mano anche Fabian. In questi primi minuti vi devo dire la verità, se la volete sapere tutta, meglio Mario Rui che Fabian Ruiz. E non credo di dire una cosa assurda. Proprio Fabian recupera palla, cerca un passaggio per un ass che la tocca bene, il tiro di destro deviato, anzi era Lozano, signori, Lozano
Lozano ha esploso il tiro, c'è stata una deviazione, tiro deviato. Bene Lozano, ci aspettiamo molto da lui in questa stagione. Calcio d'angolo già battuto dal Napoli, recupera la palla Fabian, che la dà dietro a Mario Rui. Il passaggio per Malqui, si ritorna da Manolas. No, veramente potrebbe anche funzionare benissimo per lui là. Spalletti all'intuizione e gliene diamo atto. Che ne sai? Magari è molto meglio centrocampista che non terzino. Non lo possiamo dire finché non lo vediamo. Parte Lozano, taglia tutto il campo, cerca ancora il tiro dalla distanza. Questa volta è centrale. Ancora un'occasione per il numero 11. Tiro centrale che cerca nella zona di Insigne di essere efficace come ha dimostrato di essere sulla destra. Più imprevedibilità, non è detto che devi fare sempre per forza il tiro a giro. Lozano ci sta provando di potenza e va bene. Colpo di testa di Malqui, è bravo. Il recupero palla è stato bravo Fabian, ma il passaggio è stato fuori misura. Riparte il Benevento, cerca di fermare Letizia, Lozano riesce a recuperarlo in corsa. Che ne sai? Che ne sai? Polli, ci dovrebbero essere 250 like, controlla un attimo. Perché 30 ce n'erano prima, 260 persone qua. Io poi capisco che ci stanno le persone che non te lo voglio lasciare il like, va benissimo, non siete bellini però. Io volevo offrirvi un pan di stelle. Ho trovato i pan di stelle, lasciamo perdere, ne parliamo dopo. Malquit, serve Zanoli, sulla fascia sinistra appoggia Juan Jesus, il numero 5 del Napoli va vicino verso Manolas e Fabian Ruiz in zona Gattuso, stavo dicendo. Lozano ancora trovato da Mario Rui, ancora cerca stavolta il passaggio per l'inserimento di Politano, troppo forte, non c'è misura nel passaggio, ecco la misura del passaggio, la famosa misura. E vediamo come il Napoli si schiera in posizione in fase passiva. Ovviamente il 4-2-3-1 è parente stretto del 4-4-2, quindi vediamo un asse addirittura in questo momento un po' più avanti rispetto a Petagna, ma c'è un Fabian Ruiz molto avanzato nel primo pressing, con due triangoli il Benevento ci fa a fettine, ascoltatemi bene, ci hanno fatto a fettine, e stanno lì ancora con la palla sulla tre quarti. Attenzione, il tiro dalla distanza viene ribattuto da Mario Rui e riparte un ass. Ci hanno fatto a fettine, riparte un ass, facciamole a fettine noi. Un ass va fino in fondo, si allunga troppo il pallone e c'è l'uscita del portiere. Un ass lo spunto ce l'ha, ragazzi, non è l'Avezzi, ma lo spunto ci può far divertire. E vediamo il Benevento provare dalla destra con questo cross che attraversa tutta l'area di rigore e finisce nella disponibilità di Malqui. E ora c'è Fabian che fa un pochino di fazzolettini là dietro. Juan Jesus viene in questo momento anticipato Lozano, riparte il Benevento e bravo Zanoli con la diagonale a metterci una pezza. Ma pallone ancora per il Benevento che riesce a entrare in area. Vediamo ancora Roberto Insigne che serve un compagno, c'è una buona azione, la traversa incredibile. Mamma mia, traversa del Benevento clamorosa. Traversa che sta ancora tremando, azione ben manovrata. Mamma mia. Mamma mia, ce la siamo vista brutta. Gioca bene il Benevento,
il pallone che spiove in aria, il colpo di testa di Malquit, deve dare una mano Petagna che commette fallo sulla tre quarti. Spendilo, un fallo, vabbè, meglio così, meglio così. Mamma mia, che traversa, l'incrocio dei pali. Incrocio dei pali. Partita vera, Voi credete che era calcio d'agosto? No, siamo a settembre. Partita vera. Sorride Insigne. Marfella ha tremato. Aiuto. Aiuto, aiuto. Calcio di punizione per il Benevento. Quando siamo al 22esimo e 20 secondi ci troviamo, voi non spoilerate, parte Calò, il tiro verso gol del Benevento, signori. Gol del Benevento direttamente da calcio di punizione. Gran tiro di Calò, non è Calaiò, è Calò. Sul primo palo sorprende Marfella, tiro potente, tagliato. Vediamo quanto angolato, se ce lo fanno rivedere da un'altra angolazione. Sorpreso Marfella. Io poi non lo so, quando succedono queste cose, se gli avversari sanno, sai, c'è il portiere esordiente, il portiere con poca esperienza, io ci provo. Chi ha giocato a pallone le sa queste cose. A bassi livelli come ad alti livelli, tu ci provi quando sai che il portiere non è un granché. Mario Rui, il tiro alle stelle! Vabbè. Abbassa il corpo, Varitti, dai, che la tecnica è la tecnica di base, è il tuo pezzo forte. La traversa del Benevento, il gol del Benevento. Bene. No, vabbè, ma sono cose che uno deve mettere in preventivo quando fa queste amichevoli. Va bene così. Non c'è nessun problema. Intervento di Juan Jesus che riesce a servire pericolosamente Manolas, all'indietro per Marfella che di sinistro serve Malqui. Ora palla per Fabian Ruiz, la smista bene verso Juan Jesus che avanza palla al piede. C'è il movimento di Lozano, lo vede Juan Jesus, Lozano riesce a toccare il pallone ma subisce fallo. Attenzione a Michele D'Ambrosio, Mario Rui come Rima Wakarua, ex rugbista italiano, e qua vedi, questa è cultura sportiva, Michele. Io non ci arrivo a tutta questa cultura sportiva. Tu sì, tu sei l'amico bellino che ci arriva, grazie infinite. Veramente era una meta senza precedenti per la curva A. Mario Rui sulla palla in zona non proprio simile, ma insomma siamo un po' più lontani, ma la zona da dove si concretizzò il gol di Petagna per la vittoria contro il Genoa. Vediamo se si riproporrà lo stesso schema con Petagna che è lì sul primo palo, magari ad anticipare. Vediamo se sarà lo stesso. Parte Mario Rui, il cross, stavolta è uno schema, ma brutte cose, pallone basso anticipato. Tocca la palla a Fabian Ruiz, serve Politano, serve un'idea, un ass, ancora Fabian Ruiz, ancora un ass, ancora Fabian, tutto spostato sulla destra che se la sposta sul sinistro, scambia con Politano. Fanno buona guardia i difensori del Benevento e il Napoli è costretto a ricominciare dalla tre quarti. Ora ancora un ass, tutto spostato sulla destra, punta il suo avversario, trova il movimento di Fabian Ruiz che di destro la appoggia per Petagna che la controlla, ancora un ass, il tiro centrale
Non male questa azione manovrata del Napoli, un ass ancora centrale dopo questo assist di Petagna, un ass centrale. Non c'è potenza, non c'è precisione in questo tiro. Va via Campora che prova il tiro dalla distanza, parata facile di Marfella, inseguito a Campora da Mario Rui. È arrivato indisturbato al tiro. Ora è Politano che perde palla. E il Benevento ricomincia da Calò, l'autore del gol. Ma questi sono gol importanti da subire. Credetemi, serve un bagno di umiltà, serve il non essere troppo convinti di farcela. Io ho sentito troppi opinionisti, ex giocatori, giornalisti, addetti ai lavori. No, ma il Napoli è forte, ma quando mai? Secondo posto, primo posto, sicuri, andiamo. Vabbè. Io lo spero tanto. E amichevoli ovviamente lasciano il tempo che trovano, non è che noi facciamo il funerale al Napoli per un gol subito in amichevole dal Benevento. Però serve Mazzo, io questo vi sto dicendo. Se si infortuna Meret e Ospina in nazionale, serve Mazzo. Perché poi resti col terzo portiere che non sai se è pronto. Se Ospina ce la fa tornare in tempo, è bene così, altrimenti servirà Mazzo, perché andiamo ad affrontare proprio la Juventus con defezioni importanti, diciamoci la verità, perché se ti manca il portiere, se ti manca Demme e se ti manca Osimhen, ti manca proprio la struttura centrale della squadra. Mentre Petagna subisce un colpo probabilmente fortuito, vedi che poi Mario Rui con la fascia di capitano almeno può parlare con l'arbitro senza farsi ammonire. Ci sono abbracci, c'è fair play, non c'è nervosismo in questo momento da parte del capitano portoghese del Napoli con il numero 6. Vedi, palla restituita a Benevento che riparte dalla difesa. Ma vediamo Fabian sempre molto alto in pressing e ora c'è un fallo speso da Mario Rui proprio per il discorso che facevamo sempre, che il pressing chiesto da Spalletti, Mario Rui la questione se la piglia sempre, non c'è niente da fare. Il pressing alto richiesto da Spalletti si vede anche con il 4-2-3-1, il che, signori miei, è un rischio doppio. È un rischio doppio se non fai le preventive con le ali, perché veramente si apre una voragine incredibile. Se Fabian pressa così alto e l'altro, in questo caso Mario Rui, deve accompagnare, veramente si può creare una voragine. Pallone stoppato da un ass che serve Lozano in velocità. Servito ora Petagna, tutto spostato sulla sinistra. Ancora un ass. Nessuno riempie l'aria in questo momento. Non abbiamo proprio le caratteristiche per riempire l'aria, perché Petagna tende ad allontanarsi dall'aria, a venire incontro, idem un ass. Non abbiamo quelli che di solito lo fanno, tipo Elmas, tipo Zielinski, tipo lo stesso Demme che si butta all'interno dell'aria. Di conseguenza ci devi arrivare con il fraseggio. Ancora buona interdizione di Mario Rui, mal quit anticipato al momento dell'ultimo scatto. Tocca il pallone Fabian Ruiz, ma la palla ritorna in possesso del Benevento, che con Calò, mamma mia che bel giocatore questo Calò, con calma
con calma verso Letizia, il colpo di testa lisciato da Manolas, attenzione, ancora un'occasione, c'è Malqui in pressing e bravo Manolas a fare buona guardia e servire Mario Rui, che ora serve Fabian Ruiz, che avanza palla al piede, il lancio di Fabian Ruiz, mamma mia ragazzi, mi cadono proprio le braccia, ma non lo so se devo prendermela con Fabian o con Petagna, ma Petagna non ha le caratteristiche di Osimhen, che lo lancia in profondità con questa palla lunga. E che da fa Petagna? Io sono senza parole. Ora Petagna riesce a servire un as. Circondato da 3 giocatori, il doppio passo, viene fermato, pallone recuperato da Politano. Accompagna Fabian Ruiz che di prima serve un ass spostato a destra, Politano ora in zona centrale, un ass se ne va, riesce a mettere il cross con il destro, ribattuto, mamma mia che ha fatto, bravo un ass nello spunto e bravo anche nel crossare di destro, lo sapete che io amo questa cosa, mentre recupera palla Manolas ma se la porta in fallo laterale. In pantaloncini Spalletti al limite della sua arietta personale. Cosa darei? Non per fare una domanda a Spalletti, anche perché alla domanda Spalletti potrebbe rispondere in calcese e quindi filosofeggiando e magari evitando di dire la verità, perché quello è anche il suo lavoro. Cosa darei per stare nei pensieri di Spalletti? Sapere cosa ne pensa in effetti proprio sul serio della rosa di questi giocatori. Non lo può dire perché non lo può dire. Attenzione, ancora è solo quest'uomo che segna un gran gol. 2-0, segna Improta. Gol di Improta, bello, il primo era Calò, il secondo è di Improta che tutto solo si gira indisturbato, Manolas un po' in ritardo e il sinistro è all'incrocio su assist di Calò se non sbaglio. Mamma mia, bene, bene così. Lasciate un like perché ragazzi, Spalletti fai qualcosa. No, veramente lasciate un like perché qua mo corrono tutti. Sappiate che è un lunedì, che è quasi un martedì, è un lunedì dove i tifosi delle altre squadre non tengano niente da fare, non hanno niente da fare, quindi saranno tutti qua sopra. Questo numero che vedete qua sotto di spettatori, di tifosi del Napoli, ce ne sono pochissimi, quindi ci saranno i dislike a raffica. Chiedo ai tifosi del Napoli di contrastarli i dislike a raffica, perché sarà dura, la percentuale sarà durissima. Se ne va Fabian Ruiz, se ne va, magari. 2-0 per il Benevento al 35esimo del primo tempo. Va bene. Va bene, va benissimo, perché ci dobbiamo rendere conto che le riserve non sono all'altezza. Allora tu o fai il campionato con tutti i titolari che non si infortunano mai, oppure l'Europa League non ti presenti proprio, oppure parliamo di scudetto, parliamo che l'Europa League il Napoli se la gioca e andiamo tranquilli. L'arbitro si marca un as. Yam, te l'hai marcata proprio. E un as non può controllare quel pallone, è marcato, marcatura uomo dell'arbitro su un as. Parte ancora dalla distanza Calò. No, è un altro? È un altro che dalla distanza sfiora il palo. Ancora un'occasione importante per il Benevento, che oramai dice tiriamo a porta. Tanto. Numero 7, Benevento. Di poco fuori.
di poco fuori. Ce le segniamo tutte perché poi dobbiamo tirare le somme. Gli XG li faccio io. Malqui per Politano di prima viene fermato. Pure Politano, mamma mia, dai, ma tu te li devi mangiare questi difensori. Stanno in Serie B. Dovresti prendere il pallone e mangiarteli. Buono, bagno di umiltà, buono. Buono intervento di Unassa a recuperare in scivolata il pallone e poi tenta un dribbling, la palla finisce a Petagna che cerca con un passaggio interessante ma troppo lungo per Lozano che lo recupera sulla linea del fondo. Attenzione ancora, Lozano trova un passaggio che finisce a Politano, il dribbling di Politano col destro la mette al centro, la palla finisce a Fabian Ruiz che ancora tenta un dribbling di troppo e il Benevento riparte. Gioca bene il Benevento. Gioca bene il Benevento, si distende, ora palla tutta dall'altra parte, diagonale di Malqui, attenzione ancora il numero 7 che prova il tiro a giro, c'è un'opportunità ora per Insigne che la dà a Marfella. Insigne centrale, Marfella, ancora un'occasione importante per il Benevento, partita vera. Napoli in grossa difficoltà. Aspetto gli Spalletti out, subito, ma subito. Subitissimo. Si faccia presto a cacciare l'hashtag Spalletti out, ma proprio subito, perché si vede che è tutta colpa sua. Lancio di Mario Rui col destro preciso verso Politano, attenzione, riesce il primo dribbling, il tiro sul primo palo, la respinta del portiere, bravo Politano. Politano parato, gli è riuscito lo spunto su bell'assist di Mario Rui, devo dire la verità, con il destro. Il portiere ha cercato la parata in due tempi, ma il difensore non si è fidato e sarà calcio d'angolo per il Napoli. Dai che non è finita, dai. Napoli infinito, cuore Napoli, si ribalta una situazione delicata, le solite frasi fatte. Allora, parte dalla bandierina Matteo, il cross ribattuto da Improta, proprio Mario Rui, il tiro centrale anche lui. Rui centrale. Tante occasioni, è una partita piacevole per chi non è tifoso del Napoli, sicuramente. Partita aperta, partita densa di occasioni da gol. Qualche parata interessante da parte dei portieri. Ancora Rui che sventaglia di sinistro, stavolta il pallone è corto, viene poi recuperato da Fabian Ruiz, Malqui, Mario Rui in posizione di regista, parte ora Fabian Ruiz in posizione di mezzala e ora è Politano col suo solito movimento, serve ancora Fabian Ruiz inseguito da un avversario, il pallone verso Politano è corto, maledetto disgraziato, è corto. Non mi devo accanire. Mi sono ripromesso di non accanirmi e non mi posso accanire. Non mi posso accanire. È inutile. Bisogna riconoscere solo i limiti. Riconosciamo i limiti e speriamo di fare qualche buona partita. Sbaglia pure Lozano. Palla riconsegnata al Benevento.
tiene bene il campo il Benevento, non butta via il pallone, movimento senza palla, e ora c'è un fallo di Manolas. Costretto al fallo sulla tre quarti perché si crea la voragine, lo sappiamo. Votta a farni stu primo tempo, come si dice nelle università, perché Spalletti dovrà dire qualcosa a questi giocatori, inventarsi qualche soluzione. Non credo che la panchina ti possa dare molto di più, ma qualcosa la devi cambiare. Ancora un fallo di Manolas, con la sua andatura un po' scocciata. Che ti aspetti, Manolas? Se spingi l'avversario e l'avversario cade, fallo. Sconsolato Spalletti in panchina con la testa bassa, come d'altra parte lo abbiamo visto nelle partite anche col Venezia e con il Genoa. Facciamo cronaca, l'atteggiamento era sempre lo stesso. Facciamo cronaca, cerchiamo di avere memoria lunga. Poi dopo le partite finiscono in un certo modo, i risultatisti analizzano in un certo modo. Il cross, il Benevento, c'è un buon intervento di Juan Jesus di testa, il Benevento resta in possesso di palla, parte un cross, ancora un intervento di Juan Jesus in fallo laterale, quando mancano 2 minuti alla fine di questo primo tempo. Zanoli con il numero 59, ha cambiato tutti i numeri possibili e immaginabili Zanoli. Ancora Campora riesce a trovare tra le linee un compagno, c'è una buona interdizione da parte di Politano, mi sembrava, sì, e c'è il giallo per Improta, che ha fermato una potenziale azione di contropiede del Napoli. E come ci divertiremo a leggere i vostri commenti a fine primo tempo e a fine partita. Lasciate un like. Vi devo ricordare che il like non è per il Napoli, ma è per me, è per i moderatori, è per il lavoro instancabile che si fa sul canale. Non ve lo devo ricordare. Manolas, il pallone per Politano che ha un controllo difettoso. Ora c'è un fallo da parte di Unas, che ha un gesto di stizza nei confronti del direttore di gara, o forse anche del passaggio ricevuto, non lo so. Non era facile controllarlo. E si riparte. Gianluca Basili, io ti voglio bene e ti ringrazio per il tuo supporto. Mi sono girato un attimo e ho visto il tuo supporto. Grazie, grazie amico mio. Grazie mille. Pallone recuperato da Fabian Ruiz, Unas, attenzione il dribbling, ancora una volta un dribbling di troppo, e riparte il Benevento con molta calma. Ci sono scintille tra Unas e un giocatore del Benevento. Fine primo tempo immediato, mettiamo pausa al timer mentre l'arbitro dice una parolina ad Unas e a Foulon, e andiamo a leggere le vostre opinioni al riguardo. Vediamo un pochino. 2-0 per il Benevento non è un'opinione, ma è la realtà, Enzo. Feddure che apprezzo, vi state divertendo giustamente, mi aspetto una reazione di orgoglio, speriamo Luca. Marcella, Marcella penso ti riferisci a Marfella Bella, Gennaro Russo, il Vesuvio la terra che amo, Marfella migliore in campo, c'è del sarcasmo probabilmente. Bobotta, sì, probabilmente ci manca Bobotta, signori, è proprio vero. Rita lo sta invocando e purtroppo Bobotta è impegnato in nazionale e quindi caliamo un pochino i volumi. Michael se la ride, io li manderei a zappare, Valen sarà durissima, scusatemi se lo dico, ma a me Spalletti non mi è mai piaciuto, non piace e non piacerà.
io non commento neanche, se no sono sempre io. Andy, ma lo sai, io ti voglio bene. Io a te ti ho sempre e semplicemente detto di avere un approccio più moderato, ma semplicemente nelle parole, perché so che tu sei sempre stato tranciante nelle tue opinioni, a volte anche prima del tempo, a volte intuendo prima di altri, a volte con troppo pessimismo, a volte dicendo quello che è. Non ti dico sei sempre tu, la situazione attuale è quella che è e nessuno sarebbe disonesto dire il contrario. Fortuna che non sto vedendo la partita, questi sono i panchinari, manco in Serie B, però non posso parlare perché non sto vedendo la partita. Francesco è molto, molto onesto nell'analisi. Hola Emidio, c'è un Emidio messicano, Fablo, te ne occupi tu. E saluto Luigi della Vecchia, speriamo che quelli che dicono che il Napoli può vincere uno scudetto abbiano guardato bene la partita e abbiano capito cosa significa non avere seconde linee a livello dei titolari. C'è solo un dislike, e allora arriveranno a fine partita, oppure facciamo talmente pena che facciamo tenerezza e non mettono nemmeno i dislike. Va benissimo Antonio, non fa niente, non ce li dobbiamo chiamare. Mario Rui se ne andà a Napoli, basta Luigi, ma se io vi dico che Mario Rui è uno dei migliori in campo in questa partita, voi che cosa mi rispondete? Perché vi assicuro che Mario Rui sta facendo il suo da centrocampista. Mi sono appena collegato, ma la formazione del Napoli, Salvatore, è una formazione 4-2-3-1 con Mario Rui e Ruiz a centrocampo e il resto li può intuire. Un ass meglio di Lozano? Sì e no. Un ass più dribbling, forse troppi dribbling. Lozano è arrivato al tiro un paio di volte, uno anche più pericoloso. Sì e no. Spalletti out, possono partire gli Spalletti out, forza Napoli Pietro sempre, e se fosse pretattica la sconfitta, Sergio, non si perde in pretattica, non si perde apposta per fare finta che sei scarso, mi piacerebbe tanto vederla così, ma non si perde in pretattica, si fanno degli esperimenti, si mettono i giocatori che hai a disposizione in campo sperando di fare meglio. E non si perde in pretattica, a meno che non sono segnali che Spalletti lancia alla piazza e alla società e dice guardate questi sono, io questi c'ho, se voglio mettere un altro centrocampista lo devo pescare dalla primavera e quindi mi devo organizzare così. Ci sono troppi mancini, lo abbiamo detto. C'è un tema Lozano che va affrontato, davvero toccherebbe a lui prendere il testimone di Lorenzo? Non lo so Paolo, due giocatori molto diversi. Fabian è scarso, non riesco a darti torto. Mario Rui meglio di Insigne nemmeno nei sogni. Vabbè, ma chi ha hit Mario Rui meglio di Insigne? Lozano non capisco cosa gli prende, idee, ma si sta riadattando insomma a sinistra, ragazzi. Se vi aspettate da Lozano quello che fa Insigne, no. Lozano lo devi lanciare in profondità, Lozano può controllare, uno spunto ce l'ha, però deve riorganizzarsi mentalmente a sinistra. 5 squadra Spalletti 3, si danno voti, migliore in campo è un fuoriruolo, ma basta, siete dei disfattisti. Cosa deve fare Luciano di più? 2 partite 6 punti, loro giocano con la formazione base del Napoli è rabberciato, queste partite servono per provare, ma infatti Darby noi non è che ce la stiamo prendendo con Spalletti, è difficile prendersela con Spalletti, friggere con l'acqua pesce o altre pietanze è complicata per tutti, assolutamente. 2 partite 6 punti, però vanno analizzati 6 punti perché ci è andata bene, perché li abbiamo presi per i capelli, perché con il Venezia, se avessimo affrontato una squadra più importante del Venezia, ci avrebbero attaccato in 10 uomini. Con il Genoa abbiamo capito cosa significa subire un pochino e poi l'abbiamo ripresa all'ultimo respiro. Quindi 6 punti va bene, però come sono arrivati non sono gli stessi 6 punti di altre squadre. Comunque capisco gli esperimenti, ma oggi li ha fatti tutti insieme, mi sembra eccessivo. Non mi è piaciuto l'atteggiamento degli attaccanti, ognuno gioca per sé. Questo mi sembra un buono spunto. Marfella out, poverino. Guardiamo le cose positive, solo una chimica. Mario non male.
Ma davvero stiamo criticando la squadra per questa amichevole che stiamo giocando senza portiere? Raffaele, calma fa, diciamo, non ce la guardiamo nemmeno. Certo, felici non possiamo essere. Felici non possiamo essere. Spalletti non è un tipo tranquillo neanche se si dovesse vincere 9-0. Simone, da interista che conosce Spalletti, ci fa sapere. Thanks Doc, thanks, puoi vedere il tuo... Oh, attenzione, vuol dire che non stanno funzionando le notifichette, fammi capire. Ah, rituccia. Non si vede. Marfella e i cessi e pedali, positivisti e mai risulta tristi, ti abbraccio. Ringrazio Falco per il supporto in PayPal, grazie a tutti ragazzi, c'è il link in descrizione per chi volesse, per chi avesse la possibilità, grazie sempre Rita. E purtroppo sui cessi a pedali non ti si può dar torto, non ti si può dar torto. Che tifosi pallosi, sempre a lamentarvi per un amichevole. Luca Delise, tu sei contento? Io capisco i tifosi, sì, i tifosi si lamentano sempre. Luca Delise, sei contento di questo Napoli? È un amichevole, non serve a niente, non stiamo perdendo niente. Tu sei contento di vedere questo Napoli? Il tifoso del Napoli vuole vincere anche le amichevoli, anche la partitella a 5 con le casacche diverse. Tu sei contento di questo Napoli? Questa è la domanda che io faccio a te. Comunque Mario Rui non azzecca un passaggio manco a morire, non sono d'accordo Alessandro, non sono d'accordo, non oggi. Fabian Ruiz sta proprio inguaiato, non lo voglio più vedere peggiore in campo, speriamo bene per Anghissà, speriamo bene veramente Raffaele. Ultima speranza è Anghissà, sinceramente devo dirti la mia, secondo me Lozano non si trova con Spalletti, il cocco di Rino era Lozano e quello di Spallettone è Poli. Sta cambiando qualcosa o sbaglio? Non lo so, amico mio, non lo so. In questo momento tu vedi Lozano a sinistra. Spalletti in conferenza disse che Lozano lui non lo voleva snaturare troppo a sinistra, prendendosi anche una responsabilità. Spalletti ha detto che Lozano sta più a suo agio a destra. Se chiedi a Lozano, lui ti dirà posso giocare in tutte le posizioni, perché i giocatori rispondono così. Io lo preferisco a destra. Politano conosce bene Spalletti conosce bene Politano, ma in questo momento vediamo Lozano lì perché manca Insigne. Quando torna Insigne là gioca titolare fisso inamovibile e si devono alternare Politano e Lozano a seconda di chi sta più in forma. Juan Jesus appesantito, magari recupererà la forma, spererei in un centrocampo Zielinski, Lobotka, Anghissà contro la Juve. Sono d'accordo al 100%. Alessandro Sellini, cugino, partita senza senso di esistere, viste le assenze solo nostre, si va incontro a figuracce evitabilissime. Ora Alessandro, su questo io posso essere d'accordo con te, perché se tu sai di avere tutte perché quando organizzi l'amichevole sai già che ci sono tutti quanti in nazionale, quelli là fuori, eccetera, eccetera. Non sapevamo magari anche di altre defezioni, però probabilmente ti esponi a una figuraccia, ti esponi a delle critiche che io non posso non fare, per esempio io da tifoso. Quindi capisco la tua perplessità. Troppi lurcatori che non mettono il like, Giuseppe, non mettono manco il dislike, vogliamo vederla così, non fa niente, 442 persone. Vuol dire siamo famosi, ragazzi, siamo famosi lo stesso, le visualizzazioni salgono. Io sono contento anche se perdiamo 10-0, perché questa partita serve a far mettere minuti nelle gambe come Lozano, Petagna, Ruiz, Politano che non sta ancora bene, come Marqui, Manolas che sta rumendo ancora. Raffaele, no, ma alla fine è vero, Raffaele, noi dobbiamo vederla questa come una sgambatura, che poi all'interno della sgambatura ci sono degli esperimenti che magari non rivedremo mai. Io non so quante volte vedremo Mario Rui centrocampista centrale, ma non per niente. Perché tu stai cercando, più che vedere Mario Rui centrocampista, tu stai cercando di vedere quanto reggono Malqui e Zanoli come terzini, per capire se puoi utilizzare i terzini e far riposare una volta Mario Rui. Mario Rui, finché non recupera Gulam, è titolare inamovibile là. Ogni tanto può entrare Juan Jesus a fine partita in quella zona. Quindi deve essere più considerata come una sgambatura, rimanere in forma, mettere minuti nelle gambe, è chiaro.
Mi sconvolge il fatto che nonostante i tempi biblici lui sbagli lo stesso. Sì, Fabio. Grazie Spalletti per aver fatto di tutto per trattenere Petagna. Ah, tu ovviamente. Guarda, io sulla questione Petagna l'ho detta chiaramente, se il Napoli non aveva modo di sostituirlo, meglio trattenerlo. E ti dico di più, io resto convinto che Petagna deve partire titolare, perché se hai una punta di ruolo, che poi sia scarso, che non ti piaccia, che sia diverso da Osimhen, vabbè, ma deve partire titolare con la Juventus, altrimenti ti sei bruciato psicologicamente un giocatore che sappiamo voleva andare a giocare di più da un'altra parte. Ora, se il Napoli non aveva modo di sostituirlo nei tempi brevi, meglio trattenerlo perché hai un giocatore in più, altrimenti devi adattare ancora questi troppi adattamenti. Ma se il Napoli avesse potuto, prenditi Caputo, che poi finisce proprio alla Sampdoria, vuol dire che Caputo era sul mercato, perché il Sassuolo ha Scamacca e Raspadori. Se Caputo è sul mercato e tu puoi fare un'operazione via Petagna dentro Caputo, per me dovevi fare quella. È andata bene secondo me la Sampdoria in tutto questo. La motivazione è importante, mi sembra evidente che i giocatori non hanno preso sul serio l'impegno, valutiamo il secondo tempo, ma non penso che si possano trarre considerazioni definitive. È giusto Walter, è giusto sì, è il fatto che magari non hanno lo stimolo per lanciare il cuore oltre l'ostacolo, fare uno scatto in più. Non dobbiamo fare considerazioni finali su questa amichevole, è chiaro, noi facciamo considerazioni sul lungo, su quello che abbiamo visto finora e sulle prospettive, ovviamente. Mi aspetto dalle seconde linee che si dannino l'anima comunque per guadagnare un posto. E Virgilio ci dice: credo che già prima di iniziare un campionato ci vuole un piano B. Il piano B del Napoli mi preoccupa. E questo è il piano B che noi, quando abbiamo guardato anche l'Italia, ci siamo chiesti: ma c'è il piano B quando le cose che tu hai organizzato non funzionano, perché capita? E ringrazio Virgilio sempre per il supporto. Quando vedo rientrare le squadre in campo, signori miei, leggo qualche altro messaggio al volo, mi manca Miciu. Petagnone titolare, che coraggio che tieni. Liborio, ma tu ti rendi conto, no? Che se Osimhen non c'è e Mertens non c'è, chi deve giocare là davanti? Devi vedere Insigne falso 9, che perdi nella zona sua. Devi vedere un As falso 9, devi vedere Politano falso 9. A me sti falsi 9 non mi convincono sempre, e ringrazio, benvenuto David, fammelo vedere, Hulk, David Hook, benvenuto amico mio, grazie per esserti iscritto al canale. Signori miei, sta per ricominciare la partita, vi voglio bene, ci vediamo dopo. Nel frattempo lasciate un like, perché così è capace che il Napoli la recupera e possiamo dire che siamo da scudetto. Dai, tra 5 secondi devo far partire il timer, devo essere attentissimo, attentissimissimo. C'è un giovanotto nuovo con il numero 19, un altro giovanotto con il numero 13, vediamo, esce. Vediamo un pochino di chi si tratta. Il numero 13 non è Rachmani, potrebbe essere Costanzo, vediamo un pochino, non lo so. È entrato anche un giovanotto con il numero 19, adesso ce ne renderemo conto. Vediamo un pochino. Si riparte. 2, 3, 4, 5. Ci siamo, un ass per Lozano che parte subito, viene fermato, il timer, ci siamo, andiamo a vedere cosa è cambiato in campo. Vedo Malqui a sinistra, vediamo un pochino. Vediamo se Zanoli è passato a destra. Adesso è il momento degli esperimenti, è il momento di far giocare anche qualche giovane virgulto. A Campora taglia però tutto il campo. Attenzione, il passaggio è interessante, c'è un buon intervento.
Buon intervento del numero 13. Colpo di tacco, attenzione. Lozano. Il Napoli si distende con un as. Un as dalla sinistra, cerca il cross, il pallone non arriva a Fabian Ruiz. E la palla finisce ora sulla destra con il Benevento ancora in possesso palla. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Devo capire, ragazzi, aspettate. Nella starting 11. Già stanno i numeri. Vediamo se lo ritrovo, se ritrovo i numeri. C'è un colpo di testa di Lozano che finisce in fallo laterale. È una roba bellissima, ve la devo far vedere questa cosa, dopo ve la faccio vedere. C'è un'app dove io seguo a volte le cose, c'è Antonio Vergara che è un giovanissimo, ma c'è una foto tutta sbagliata. Non può essere lui. Dopo ci divertiamo. Riparte il Benevento dalla difesa. Io non credo che a Spalletti interessi il risultato, facciamo sgambare a questo punto tutti i giocatori. C'è il pressing di Fabian Ruiz, il portiere lo evita, ma riparte il Benevento. C'è il pressing di Unas, ancora un buon intervento difensivo da parte di Malquit sulla sinistra, che però perde palla e la recupera il Benevento. Le formazioni non ci sono. Uno schifo proprio. Vabbè. Ascolterò. Fallo laterale per il Napoli. Malqui si fa vedere Fabian Ruiz, non lo serve Malqui. Perde palla Malqui. Benevento ancora pericoloso. Brutto fallo. Allora, confermato che era Costanzo il numero 13, tutto a posto. Questa l'avevo presa. E ora è proprio Vergara che viene anticipato e riparte il Napoli. Vediamo Zanoli tentare una diagonale. Zanoli che è stato spostato nel suo ruolo più congeniale. Ora c'è un colpo di testa di Juan Jesus. È bravo Politano a tenere in campo il pallone. Ora è Vergara. Io vi devo far vedere questa cosa. Non tutte le app sono sempre molto aggiornate. Questa app, di cui non farò il nome, perché poi io mi proporrò, devo contattarli e dico: ragazzi, ma voi avete bisogno di qualcuno che si occupa del Napoli, perché non potete, a parte che continuano a scrivere che per esempio teniamo Milik infortunato in tribuna, fino a poco tempo fa dicevano questa cosa qua. Questa probabilmente l'hanno aggiustata, ma io leggo Vergara in panchina e c'è questa fotografia qua. Chi è Kist? 32 anni, Vergara, cileno. Chi è Kist? Voglio sapere. Mamma mia, siamo proprio inguaiati. Li contatterò, dirò: volete lavorare, volete collaborare, perché vi serve una mano. Se no li faccio diventare virali in maniera opposta.
A vacante abbiamo buona carica, dicevano in teatro, e quindi recupera palla Lozano, cerca di allungare il pallone verso Vergara che appoggia ora ad un ass dalla sinistra, il cross al centro toccato da Fabian Ruiz per Vergara, ancora Malqui, riparte il Napoli. Malqui mette in difficoltà il giovanotto che subisce un altro fallo. Buona personalità da parte di Vergara, che il mio amico e collaboratore Davide Maranta mi aveva anticipato la possibilità dell'esordio. Vergara del 2003 dalla primavera. Attenzione, buona palla ora per Lozano che arriva fino in fondo, ma c'è fuorigioco. Sorride il messicano. E riparte il Benevento dalla difesa. Vediamo un pochino. Si riparte dal portiere, ora c'è questo lancio troppo lungo per Letizia. E ora è Malqui che lancia Lozano. Ancora Lozano, si gira su se stesso, serve Vergara. Un ass, cerca un po' di spazio, la lascia a Fabian Ruiz che serve ora Zanoli. Avanza il terzino, scambia con Politano. Ora è Costanzo, ancora Politano, Costanzo. Tocca il pallone 2 volte, poi lo serve in profondità. Pallone lungo e fuori misura per Petagna. Baby. Trovate la tazza del Caffè Napoli 1926? Ancora Vergara guadagna un buon calcio di punizione, spunto centrale da parte del ragazzo che viene messo giù da dietro. Intraprendente questo ragazzo, ci piace. Ci sta piacendo. Ora, mo tutti quanti lo so che state scrivendo Vergara è meglio di Fabian Ruiz. Non avete torto, però li devi vedere sul lungo, sono giocatori che non hanno esperienza. Non avete torto. Sono sicuro che a calcetto qualche amico vostro è meglio di Fabian Ruiz perché è più svelto e vi piace di più, ma non è detto che poi può giocare in Serie A. Calcio di punizione, eccolo là, infatti è arrivato subito. Grande Michele, perché l'ho detto mentre tu lo scrivevi, sono sicuro e non lo potevo sapere. Ripeto, non avete torto, però la Serie A è nata cosa. Calcio di punizione, sembra Politano voler partire con il suo sinistro. Dai ragazzo, è una zona interessante, vediamo se sceglierà il primo palo o il secondo. Barriera folta, l'arbitro spinge. Spinge anche Petagna, lo mette a distanza, non ti puoi avvicinare, non puoi superare quella linea, un macello. Guarda, è un calcio di punizione in amichevole, tiriamo quello che succede. Parte Politano, il tiro viene ribattuto dalla barriera. 3 euro per far sufare. Si riparte da Costanzo che serve Zanoli, avanza Zanoli, vince un contrasto, poi perde il pallone, recupero palla.
un as fulambolico sulla fascia, in un contrasto la palla gli resta quasi tra i piedi, poi la perde, poi la recupera, bravo un as, che ora serve Vergara, la lascia a Ruiz, si ricomincia da Juan Jesus. Fabian trova Politano, ancora lo scambio, pallone perso da un as ed è bravo Zanoli, ma la sua scivolata finisce comunque preda di un giocatore del Benevento che si distende ora sulla sinistra, il tiro a giro è fuori misura. Si riparte con Malqui a sinistra. Anche questo, capite, alternare Zanoli e Malqui, uno a destra e uno a sinistra, è chiaro che è una situazione di ripiego. Tu adesso fai riposare Mario Rui perché ti serve Mario Rui titolare contro la Juventus, non c'è dubbio. E allora tu vuoi far avere minutaggio, un pochino di abitudine all'altra fascia in caso ti servisse. Pallone recuperato da Petagnone, attenzione, Petagnone controlla e difende il pallone, riesce a liberarsi, il cross, passo per un asso, un dribbling ancora tra 5 avversari, Vergara la dà indietro per Fabian Ruiz che l'appoggia, bene, il portiere la para facile, è arrivato al tiro Fabian, è riuscito a mantenerla bassa, questa non era facile, ma il pallone finisce centrale. Fabian centrale, altre occasioni clamorose, direi di no, io non me le sto segnando tutte, ma lascia il tempo che trova. Domani potremmo fare approfondimento tattico, ragazzi, approfondimento tattico domani sul canale alle 9 del mattino, lo sapete, dopo ogni partita del Napoli c'è Lavagnetta, c'è analisi, ci sono intuizioni, se Spalletti parla analizziamo le parole di Spalletti, cerchiamo di andare nel profondo. Nel frattempo entra il numero 10 del Benevento, Vokic. Quindi domani approfondimento tattico con Lavagnetta, prestazioni individuali, schemi, idee, cose che hanno funzionato, cose che non hanno funzionato, prospettive, incubi. Ancora il Benevento che riparte dalla difesa con Barba, credo. Fulon. Dico nomi a caso, non li riconosco, devo dirvi la verità. Questo è Elia perché l'ho sentito, si allarga Letizia, attenzione, parte il cross, è buono, mamma mia! Para Marfella, ma non ci arriva per un attimo un attaccante. Il cross di Letizia era molto interessante, hai sentito Fabio Versatile, il cross di Letizia era molto interessante. Vergara di esterno, serve Malqui che gli riconsegna il pallone, la lascia Juan Jesus. Costanzo, un dribbling, gli riesce, avanza Costanzo alla Koulibaly e adesso viene recuperato ma subisce il fallo per fortuna. Cartellino giallo per il nuovo entrato Vokic. Intraprendente Costanzo è andato fino in fondo e subisce fallo quando siamo più o meno ai 30-35 metri dalla porta del Benevento. Sul pallone Fabian Ruiz è un as, si scodella, ragazzi, è il momento di scodellare al centro, scodellare e vedere. Non c'è Manolas, non c'è Rachmani, non c'è Koulibaly, i colpitori di testa possono essere Juan Jesus, ma non li vedo scendere, quindi il Napoli muoverà probabilmente il pallone. Petagna non è considerato un colpitore di testa, infatti il Napoli muove il pallone su Malqui, ora è Lozano. Prova a puntare il suo avversario, Lozano va fino in fondo, il cross col sinistro è fuori misura.
alle volte anche giocatori, capito, nazionali che hanno tecnica, che ci hanno fatto vedere cose incredibili, alle volte sembrano proprio pesci fuor d'acqua e fanno errori che tu dici nemmeno io quando gioco con i miei amici vedo delle cose del genere. È così, nel calcio è proprio così, e il Napoli gioca a calcio, quindi non c'è niente di diverso. Ruiz per Costanzo, il pallone viene accompagnato da Juan Jesus che ora serve Malqui sul versante di sinistra, pallone per un As che si muove molto, spazia su tutto il fronte d'attacco, recupera un pallone che perde, ancora un As, Malqui, serve ancora un As, c'è la scivolata e c'è il rigore, scivolata, sembrava aver preso la palla il difensore del Benevento, ma rivediamo, un As la tocca un attimo prima, veramente bravissimo un As a toccare il pallone un secondo prima della scivolata e a guadagnare questo rigore. Importante il movimento di un As che dimostra di avere velocità, di avere lo spunto. E adesso vediamo Politano dal dischetto, che ricordiamo dopo Insigne è probabilmente uno dei primi rigoristi, ricordiamo l'amichevole in Polonia dove fallì dal dischetto, e ora è lui a cercare di accorciare le distanze per il Napoli. Parte Matteo, la rincorsa, il tiro e il gol centrale, il tiro di Politano, un po' il tiro della paura. Quando non ti prendi la responsabilità di scegliere un lato, ma molto spesso i rigori centrali finiscono in porta perché il portiere battezza un angolo, e rivediamo il tiro potente a mezza altezza, non un grandissimo rigore, ma il risultato è quello che conta. 2-1 per il Benevento, Politano accorcia le distanze, bravo Unas. Bravo Unas a guadagnarsi questo rigore. E vediamo se riusciamo a raddrizzarla. Nel frattempo avevo sentito delle interferenze qua su Skype, ma non so. Me lo direte voi nei commenti a fine partita. Colpo di testa di Malqui in fallo laterale. I due allenatori hanno scelto la stessa mise, lo stesso the same attire tonight, with a white shirt, button up shirt, vabbè, una polo alla fine, e pantaloncini corti scuri per Spalletti e per Caserta, mentre vediamo fare il suo ingresso in campo Sau, e per il Napoli sta per entrare il numero 15, che non è più Zedadka, ma D'Agostino, che entra al posto di Politano, e quindi si sposta Lozano a destra, a quanto capisco, con D'Agostino che prende il posto di Lozano qui a sinistra, quindi in zona Insigne D'Agostino. Pressing alto di Fabian Ruiz, il Benevento con passaggi stretti ne esce alla grande, proprio alla grande, senza proprio nessun problema. Questo pressing alto non ha funzionato per niente stasera. Lancio lungo, ora il colpo di testa di Malqui, allunga il pallone Juan Jesus, ma ritorna in possesso di palla del Benevento. Sau serve la corrente, Fulon, che fa un gol bellissimo. Boom!
a incrociare di sinistro al volo. Tra le gambe Tizzanoli, incolpevole Marfella in questo frangente. Yeah. Gol Benevento. Manco il tempo, sai, di respirare un attimo, che tu dici il Napoli magari adesso la giusta. No, il risultato non conta, non deve contare, non deve interessare. Dobbiamo sgambare, dobbiamo provare gli schemi, dobbiamo lavorare molto sul pressing. Buon pallone recuperato da Vergara. Un ass molto mobile, un ass interessante lì da mezza punta. Ancora Vergara, bravo. Riesce a guadagnare fallo su Teglio, si gira immediatamente, protegge il pallone, si fa vedere. Molto interessante sto ragazzo. Ora pallone lanciato in avanti e perso da Costanzo. Riparte il Benevento, pallone toccato in fallo laterale da Lozano sull'autore del gol, Fulon. Cambia gioco il Benevento da quest'altra parte, ancora Letizia. Vergara in scivolata, c'è un fallo, ma il Benevento continua il possesso palla. Si prosegue per la norma del vantaggio, che è una norma. Mamma mia, sembra il Napoli di Sarri, il Benevento. Scambi stretti, si divertono, ci irridono. Letizia in zona cross, arriva il cross, colpo di testa di Costanzo a liberare, ma è ancora palla in possesso del Benevento, che mamma mia, scambi stretti, tutti di prima. Va al quit proprio a vuotissimo, attenzione. Antonio Vergara, chi sei? Io voglio sapere chi sei. Io ti devo far diventare virale, maledizione. Ancora Letizia che supera Malqui, vediamo se arriva il cross di sinistro, serve uno più arretrato e adesso può ripartire il Napoli, pallone recuperato da Unas. Si lancia in profondità Lozano, Unas non lo serve, avanza Unas dopo 2 dribbling, ancora fino in fondo, serve ora Petagna, la stoppa di sinistro, il tiro ribattuto dal portiere. Mi viene da piangere. Sapete perché? Ribattuto perché Unas ha fatto tutto bene, ok? Avevi la doppia opzione, potevi servire Lozano e potevi servire Petagna. È giusto il passaggio per Petagna, perché Petagna aveva fatto il movimento giusto, si allarga, ha il pallone sul suo piede preferito, il sinistro, la tocca una volta e poi fa partire il tiro è centrale e raso terra, gliel'hai tirata addosso al portiere. Mi dispiace, ma è così. Mi dispiace, ma è così. Voi dite Petagna per titolare, che coraggio che tieni. Avete ragione. Ma se il Napoli ha scelto di tenere Petagna, che colpa ne ho io? Se quella è la punta che deve sostituire Osimhen quando non è ancora Mertens, che colpa ne ho io? Allora possiamo solo discutere nell'ambito delle ipotesi e delle opinioni. È meglio un ass adattato, è meglio mettere Insigne adattato, è meglio far giocare Juan Jesus prima punta rispetto a Petagna. Siamo nell'ambito delle opinioni, perché Petagna l'anno scorso qualche gol anche importante da 3 punti l'ha fatto, ma se vi aspettate il bomber freddo che quando vede la porta è gol sicuro, state sicuri che non è Petagna.
Marfella con grande personalità tocca il pallone una volta in dribbling e poi la spara in fallo laterale. Si dice un gran bene di Nikita Contini, si diceva un gran bene, l'abbiamo mandato al Crotone a fare la panchina. Ok. Esce Elia. Quando siamo al 71esimo e 30 secondi vi trovate, se fate due calcoli, ed entra Brignola, che era poi tra l'altro anche un impresario. Io poi è bello perché quando faccio le dirette quello che mi viene in mente e voi non avete proprio idea io di cosa stia parlando, non ha importanza, è un impresario, lo sa solamente io, Boccia, Gioletto, Ottavio Liguori e chi altro suonava con noi all'epoca di Brignò. È un impresario. Ottavio, tu lo sai. Se ti capita di vedere questa cosa nei commenti sotto, siccome no, Brignolo me lo ricordo, Ciro Manna all'epoca di Brignola, tutte le ballerine, ecco qua, attenzione, non è fuori gioco, è buona l'uscita di Marfella stavolta, ancora un'occasione per il Benevento, uscita importante di Marfella, buona uscita che sventa il 4-1, un 4-1 praticamente fatto. La penna non scrive. Niente, non va bene, non funziona niente, non ce ne va bene una, non ce nemmeno con le penne, ce ne va bene una. Un as. Il Napoli si distende ancora, ma qui molto avanzato. Un as va fino in fondo, è infermabile. Ma il tiro è sull'esterno della rete. Marfella, buona parata, gliela segnaliamo. Parata. E un as fino in fondo, un as sull'esterno. Era proprio Brignola, pensate un po'. Esterno rete. Anche perché nessuno aveva accompagnato, quindi non è che un ass ha dovuto fare tutto da solo, quando ora al 73esimo esce Fabian Ruiz e Lozano entra, credo, Costa. Esatto. Entrano tutti. Quindi entra Mercurio, Marranzino, tutti giocatori che veramente non ho mai visto, non ho mai sentito nominare, ed entra anche il portiere polacco Itasiak al posto di Marfella, che chiude con una buona parata, una prestazione così e così. Vediamo se riconoscerò Marranzino. E Mercurio. Costa è facile da riconoscere perché pochi capelli. Entra anche il secondo portiere del Benevento, Manfredini. Girandola di sostituzione, la famosa girandola di sostituzioni. Ah, che peccato. Questa poteva essere, capito, un'operazione simpatia, perché avevo apprezzato tanto, capito, i biglietti a €1,50. Operazione simpatia, ovviamente. Sicuramente con questi prezzi vanno le famiglie, vanno chi ha potuto farlo di lunedì, non lo so. Dovete sapere che in America oggi è il Labor Day, è la festa dei lavoratori oggi. Però va bene avere un amichevole a prezzo stracciato per i tifosi, anche se sono tifosi occasionali, perché lo sappiamo che in queste occasioni arrivano i tifosi occasionali. Ma come ha detto Antonio Corbo, è per andare a prendersi una Coca-Cola, non per vedere calcio. Attenzione, ma qui viene scalciato
proprio dall'impresario Bruniolo. Ancora Vergara, perde palla, la recupera Malquit. E Costa, che abbiamo visto terzino sinistro, in questo caso viene utilizzato alla Mario Rui, centrocampista centrale, accanto a Vergara. D'Agostino spostato ora a destra. Adesso non si capisce niente. Petagna. Buono il passaggio per il tiro di Marranzino. Peccato. E adesso un pochino di fazzolettino per il Benevento. Costa finisce centrocampista centrale, il Napoli ora con Vergara va in pressing alto e sbaglia. Teglio, quindi il Napoli recupera un fallo laterale. Attenzione, brutto retropassaggio di Malqui che mette in difficoltà Juan Jesus. Recupera palla ora Costa che guadagna un fallo. Brutto retropassaggio di Malqui che mette in difficoltà Juan Jesus. Lo segnaliamo. Lo segnaliamo così poi non cadiamo dalle nuvole quando succede in futuro. Dice ma come quello Marquette ha fatto un grande precampionato. Sì. Vabbè, io veramente non vedo l'ora che finisca, così almeno parliamo tra di noi. Ma mancano ancora 18 minuti, 12 minuti. Speriamo non ci sia recupero perché veramente poi diventa una pena. Vedi che Costa da centrocampista centrale si guadagna un bel fallo. Cartellino giallo per Teglio che ha fatto un ingresso horror in questa partita. Più i falli, si è distinto più per i falli e gli errori che per altro. È la partita dei terzini sinistri adattati a centrocampo e fanno meglio degli altri giocatori nel loro ruolo. Ancora Juan Jesus. Mercurio gioca in zona Insigne. Juan Jesus si prende un po' di rischio lì dietro. Ora è Costanzo che serve Zanoli che se ne va. Zanoli lo spunto in avanti. Ancora però insiste troppo e la perde, la recupera con un fallo. Questo è, capito? Zanoli si vede che ha le potenzialità. Che cosa gli manca? Gli manca l'esperienza. Hai superato un giocatore in dribbling? Benissimo, ti devi liberare del pallone. Perché più vai e più sei stanco. E più sei stanco e più te la tolgono il pallone. L'esperienza. Può il Napoli contare su Zanoli se Mario Rui c'ha il raffreddore? Può andare bene, può andare male. Sono dei rischi. Sono dei rischi che ti stai prendendo quando ti affidi a giocatori che non hanno manco fatto la Serie B. Che poi abbia delle potenzialità, abbia tecnica, fisica, chi lo mette in dubbio? Come questo Vergara che a me sembra si muova bene in campo. Ancora Petagnone che giostra e serve all'indietro Costanzo. Ancora Vergara. Vedi, si muove proprio bene Vergara, si vede che è giocatore di calcio, che non è imbarazzato quando tocca il pallone. Il lancio per Petagna, la mette a terra, si gira,
Serve Zanoli. L'azione si sviluppa ora sulla sinistra per Marquis che cerca un dribbling, si ferma, Costa, Mercurio cerca di convergere, serve all'indietro Juan Jesus che si appoggia su Costanzo. E ora è Idasiak che rilancia il pallone verso Malqui. Mentre sta per entrare anche con il numero 7. Avanza Malqui, punta 2 avversari, va fino in fondo e si porta il pallone in fallo laterale. Fuori Petagna, dentro Ambrosino con il numero 7. Non eccezionale la prestazione di Petagna, onestamente. Vabbè. Che vi devo dire? Che cosa volete sapere da me? Lo sapremo dopo, a fine partita, nei commenti. Io bevo. Ancora il possesso di palla del Benevento sulla tre quarti. Avanzano le streghe. Il pallone finisce in aria, ma Costanzo fa buona guardia. Ancora Vergara, Costanzo. Ora c'è praticamente tutta la primavera in campo, si conoscono anche meglio tra di loro e hanno la possibilità di togliersi lo sfizio di calcare il Maradona con la maglia della prima squadra. Napoli che, ricordiamo, imbattuto per tutto il precampionato. Attenzione, c'è proprio Brignola che finisce a terra e c'è il rigore su intervento di Malqui. Malqui è stato molto ingenuo. Mamma mia, ti ha superato. Che quale pallone, ma quale pallone. Malqui. Rigore per il Benevento. Vediamo se Idasiak si toglie lo sfizio di parare un rigore ad Insigne Fratoma. Tore, adesso ti leggo, aspetta Fabio, non è nel caso, Lozano non è un fulmine, è un giocatore medio, Vargara e Zanoli sono due giovani, senza K si soffre e gol di Insigne. Grazie Tore, adesso ne parliamo di tutte queste cose qua. Si fa pesante il saltello di Roberto Insigne. Non ci arriva Idasiak. 4-1 diventa pesante. Passivo. Giusto il tempo di segnare che viene sostituito il numero 19 Insigne. La maglia è della Nike, La maglia del Benevento, vedo la Nike come sponsor tecnico. Vedo un baffo Nike. Vabbè. Sicuramente Spalletti ci dirà quello che ci deve dire, che erano partite di minutaggio, che non serve a niente.
abbiamo avuto delle risposte importanti da certi giovani, non lo so. Testa bassa per Lucianone, dubbioso, lo vedo dubbioso. Il Benevento però non è sazio e continua ad attaccarci. Palla però recuperata dal Napoli. Avanza Vergara. Ancora Vergara. Il cross al centro, interessante. Arriva D'Agostino al centro, ma non inquadra la porta, praticamente la rimette al centro con un pronto cross. Vergara veramente l'unica nota positiva di questa squadra, quello che veramente si vede che ha più confidenza con la palla, scatto, a dribbling, a controllo, sembra non soffrire il salto, diciamo, di categoria in questa partita. Un ass mi è sembrato positivo su tutto il fronte d'attacco. Il resto è da valutare con calma. Ancora un'opportunità per il Napoli per dimezzare lo svantaggio. Tenta un numero sulla destra, ma si perde palla. Il Benevento riparte in scioltezza. Quando mancano 2 minuti alla fine del tempo regolamentare, ci auspichiamo nessun recupero. Abbiate pietà di noi, mentre Letizia maramaldameggia, mamma mia, maramaldeggiare, che termine che mi sono... Ma parte! Ecco qua. Aia! Aia! Umile, con umiltà, il Benevento. Ho perso il conto dei gol, basta. Ho perso il conto. 5-1 è tosta, ragazzi. 5-1 è tosta, perché non si devono fare. Benevento prima squadra contro il Napoli primavera, 5-1 è tosta. È tosta da accettare. È tosta da accettare. Non lo accetto. Non va bene. Costa in possesso palla, la butta in avanti, la controlla Mercurio e la perde. Buon intervento ora di Juan Jesus per Costa, ancora un controllo difettoso e qualche secondo prima l'arbitro ha pietà di noi. Stoppiamo il timer, chiudiamo il timer, chiudiamo la partita e andiamo a leggere i vostri commenti. Il banner lo toglierei da mezzo perché non voglio... Mamma mia. Ma che emozione, ma quale emozione, ma che emozione, quale emozione, che emozione, che emozione. Era una partita di minutaggio e per fare una sgambatura, ecco. Allora, come si fa a dare importanza a una partita del genere dove i pochi titolari non si sono impegnati, il resto panchinari e primavera? Nicola, però i pochi titolari non si sono impegnati perché? Si devono impegnare.
stanno indossando la maglia del Napoli. Che cosa ha detto Spalletti? Che quella maglia va indossata anche quando non vanno in campo, va riempita di cose, i tifosi del Napoli vogliono vincere anche l'amiche. Si devono impegnare, credo che non si impegnano. Si devono impegnare i panchinari, è importantissimo vedere l'impegno dei panchinari e il risultato dei Primavera. È ovvio che non ci preoccupiamo perché non devono giocare, però è tosta così, Fortuna che abbiamo la Juve, non la Roma, altrimenti ci demoliscono già la terza di campionato. E secondo te la Juve è inferiore alla Roma in questo momento, perché tu dici che hanno delle problematiche, ma secondo me dobbiamo stare molto attenti. Sto per dire una cosa assurda, ma oggi mi sono visto tutti i gol di Milik al Napoli, mi manca da morire quel polacco, era proprio intelligente e forte, peccato. Comunque a gennaio spengo la TV. Come ci spegni? No, Ayub, ma Milik è chiaro che finché ha avuto voglia di farlo, comunque il rapporto minuti-gol di Milik era alto, Poi ha smesso proprio di impegnarsi dopo le varie vari infortuni, i vari recuperi, no? La partita che ho visto io, un asso ok, Vergara ok, basta. Esatto, Francesco. Complimenti, abbiamo lasciato andare per scontati i giocatori CL che risulta alla fine importanti, Contini, Gaetano e anche Maciacc. Questa partita è servita solo a Spalletti per dimostrare a tutti e soprattutto... No, piano con le parole, Guarino, piano con le parole, ma capisco. Bisogna essere onesti intellettualmente. No, io ti dico piano con le parole, Guarino, sai perché? Perché questa trasmissione, questo live viene guardato, viene visto, viene ascoltato da tutti, da tanti addetti ai lavori e tanti che vengono e ascoltano, e poi le parole, ho letto insomma di alcune situazioni in cui anche commenti di YouTube poi vengono ripresi, alcuni si possono offendere e magari partono delle denunce, e quindi voglio evitarvi una noia. Bisogna essere onesti che questa squadra, per come è disposta, non ha mai giocato insieme. Io penso sia una batosta che ci può solo aiutare. Ma gli esterni di attacco che ci hanno dato tanto l'anno scorso, Politano e Lozano, che fine hanno fatto? E da inizio partita che li vedo malissimo. Questione tecnica o cosa? Speriamo che recuperino pure una forma un po' più brillante. Lozano sappiamo che dopo il problema che ha avuto non ha avuto modo proprio di allenarsi tanto bene. Marfella meglio di Buffon, change my mind. Chiudi le valigie, Beppe, andiamo a Berlino, a Benevento, a Berlino, in B, andiamo in B. Vergara assomiglia un po' a Jorginho. Io mi calmerei molto con i paragoni quelli alti, però mi è piaciuto tanto Vergara. In questa partita io la prestazione di Vergara me la tengo stretta. Ti saluto Giovanni, come no? Perché mandare via Gaetano? Non lo so. 450 like, grazie Polli, bravi tutti. Possiamo arrivare a 500 perché il Nightbot è contento. Possiamo arrivare a 500 like, ragazzi. E se arriviamo a 500 like, una sorpresa per voi. Probabilmente ce la faccio. Ma secondo voi Petagna senza i palloni in aria che deve fare? Però quando l'ha avuto Angelo il pallone l'ha tirato in gol al portiere, perché non è un cecchino quando ha avuto la cosa, e perché i palloni in aria non arrivano. L'unica vera sorpresa è stata Vergara, molto bravo tecnicamente e fisicamente secondo me deve ancora crescere, ma è svelto, si impone. Era meglio se non mi ritiravo prima a casa e mi guardavo. Vergara mi piace assai. Spalletti non arriverà neppure a mangiare il panettone. Per De Laurentiis è arrivato il momento di andarsene. Non perdere nulla su Caffè Napoli, unisciti al canale così. Peppone, io non l'ho vista la partita e leggendo in chat è stato meglio così, ma era prevedibile una sconfitta. Tu dovevi presentare con Mario Rui mediano e capitano. Peppone, ma ti sorprenderai, non l'avendo visto ovviamente non lo puoi sapere, ma ti sorprenderai che Mario Rui ha giocato meglio di tutti gli altri. Lo devo dire, quando le devo dire, ma se vuoi fare una sgambatura fai una partita ma pure sono d'accordo, come il Brasile, ma pure sono d'accordo, invece di fare un amichevole che porta solo quando eravamo,
Sono d'accordo, Filippo, ci sta come ragionamento. La fai al San Paolo, ecco, la puoi fare lo stesso l'operazione simpatia, la fai al San Paolo, €1 e ti vedi i giocatori A contro i giocatori B. Sono d'accordo, così sono d'accordo. Vergara molto bravo, ma chi se ne frega, è solo un amichevole. Benevento grande squadra, mi sbaglio, Sarri aveva tolto da mezzo un ass ma quit Maksimovic? Sì, ma possono essere anche altri giocatori adesso. Un ass era molto giovane, in quella squadra non c'entrava nulla, perché se parti in dribbling Sarri vuole che giochi a un tocco, ma qui i suoi limiti li continua a dimostrare, e Maksimovic fu mandato in Siberia, quindi ce lo ricordiamo questo. Questa partita è servita solo a Spalletti per dimostrare squadra mediocre. In gare ufficiali il Benevento non ha mai vinto, è vero. Un saluto da Bergamo, qui mi guardo le partite tutto da solo, grazie per farmi consentire. Oh, che bello Vincenzo, è mio piacere. Noi che siamo all'estero, tu a Bergamo sei comunque all'estero, diciamo, non a Napoli, dobbiamo tenerci compagnia. Vergara, un'ira di Dio. Forza amici bellini, arriviamo a 500 like, manca pochissimo. Mario Lui a mare basse, migliore a centrocampo insieme a Vergara. Comunque Valerio, fare un amichevole per una volta al mese per lanciare questi giovani non è una cattiva idea. Sì, però non devi fare brutte figure, Luigi, perché poi arrivano i tifosi avversari che ci prendono in giro. Non è bello per il tifoso del Napoli perdere 1-5 con il Benevento, non è bello. Quindi fai l'amichevole, ma tra di noi, come aveva proposto Filippo, secondo me ha più senso. E adesso ci devono spiegare Napoli-Benevento, e io vi posso introdurre un amico che alcuni di voi conoscono già e abbiamo il piacere di riaverlo con noi, Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Guido, come stai? Sopravvivo. Allora, dammi un secondo che io recupero le cuffiette, così evitiamo problematiche, e vediamo se ci sono dei commenti degli amici bellini. Se tu vuoi salutarli, dire una tua impressione, ci metto un attimo. Sì, aspetto le tue cuffiette. Spero che abbiate trascorso una buona estate. Eccomi. Allora Guido, tu hai avuto modo di vederla questa amichevole? Sì. Ne trai delle conclusioni, oppure ritieni che è una scambatura che non vale nemmeno la pena di analizzare? Ma nello sport professionistico tutto vale la pena di analizzare. Secondo me gli alibi sono dei perdenti. Chiaramente non c'è da preoccuparsi per la partita, per la scoppola, c'è da preoccuparsi in genere per la stagione. Io in questo periodo, tu lo sai, sono impegnatissimo. Tra l'altro oggi è morto Babel, quindi dovrò fare una serata in più in suo onore. Uno degli ultimi grandi giganti del cinema, tra l'altro europeo e non americano per una volta. E quindi sinceramente non sto seguendo tutto quello che dicono i colleghi. Immagino è stato già detto che il Napoli quest'anno lotta per lo scudetto? Sì, è stato detto da parecchi addetti ai lavori, ex giocatori. Scusate, io non c'ero. È stato già detto le 7 sorelle quest'anno il campionato sarà finalmente equilibrato? Sì, è stato detto, sì. Me lo sono perso. È stato già detto quest'anno la lotta per la retrocessione sarà più dura, le squadre si sono affrontate. Questa non l'ho sentita, ma probabilmente qualcuno l'avrà detto. È stato già detto che l'anno scorso la rosa era competitiva per quantomeno vincere. È stato già detto. Sì, questa sì. È stato già detto. Vabbè. Vabbè. Il Napoli ha da qualche anno a questa parte pochi fuori classe, 1,5, e non lo vogliamo accettare, o 2 se consideriamo Koulibaly, e appena li togli la squadra fa fatica a segnare, ma fa fatica già a segnare nonostante la produzione di palle gol con tutti i titolari. Se Spalletti l'ha programmata come la società ha ritenuto utile
rischiando pure di incorrere una figuraccia, cioè ha ritenuto più utile fare una partita amichevole tutto sommato ufficiale che non a porte chiuse. Chiaramente quando fai una brutta figura 1-5 in casa, per quanto un amichevole, tra l'altro amichevole strana, perché sai non è un precampionato, è insolito che il Napoli abbia fatto se vedi gli ultimi 6 anni, no? Una amichevole tra virgolette ufficiale nella pausa delle nazionali, ricordatelo, negli ultimi anni non è mai successo, quindi il rischio c'è, anche se è una squadra di Serie B, perché nel calcio, vedete, se non ti impegni al massimo, pure Serie A, non è detto che tu batta il Venezia e il Chievo, questo fatto di risultatista. La squadra è quella, secondo me. Noi siamo andati benissimo l'anno scorso a fare il quinto posto, cioè è ovvio che ti rimane l'amaro in bocca, tutto quello che vuoi, perché tu eri arrivato a un punto, poi ADL avrà fatto un favore o non un favore, queste sono speculazioni che non ci riguardano, però la squadra quella è. Non lo so, sono l'unico, non lo so, tutti vedono lo scudetto quest'anno, però sinceramente ti faccio questa domanda: che cosa è cambiato nel panorama calcistico per poter dire che il Napoli lotta per lo scudetto? Mi spiego meglio. Cioè, il Napoli ha acquistato o ha inserito nel suo organico un dirigente alla Marotta che ti fa fare veramente un salto di qualità all'interno della gestione societaria, all'esterno, i rapporti con la Lega. Il Napoli finalmente ha un suo dirigente eletto nel Consiglio, come Lotito, come Marotta, come altri. E sono cambiati gli equilibri finalmente un po' più trasparenti del settore arbitrale, e potremmo continuare all'infinito. E poi insomma questa benedetta rosa che l'anno scorso aveva delle lacune, di fatto il Napoli quest'anno ha perso 3 giocatori a parametro zero, che conosciamo benissimo, e ha aggiunto dei giocatori a parametro zero. C'è l'unica variante, non in questo caso Delta, è il folletto Yunas, però il Napoli ha un problema serio sui terzini. E attenzione, noi diciamo sempre il terzino sinistro, in realtà il Napoli ha un problema serio sui terzini, a partire dal terzino destro, che non viene mai nominato perché è intoccabile Di Lorenzo, perché Napoli ha un solo terzino per ruolo, di fatto 2 non giocano mai. Il terzino più forte tecnicamente, come struttura, come calcio, come qualità di calcio è Gulam, e non sappiamo quando, se e come tornerà. Ci dispiace veramente umanamente per un ragazzo d'oro. Il giocatore che ha una tecnica accettabile e a volte l'ingarra pure bene è Mario Rui, di cui però conosciamo i limiti caratteriali, che ogni tanto smadonna, i limiti fisici, che poveretto ragazzo non è 1,90 m, e in quel ruolo ormai soffri, e questo poi ti fa fare anche degli errori, quindi, ma le disattenzioni le fanno tutti i terzini. Però un cross su 10 lo ingarra, e quel cross è pericoloso, addirittura a volte fa i gol. Di Lorenzo, una volta che gli togli la dinamicità, giocando 38 partite su 38, quello è, lo vedete anche in nazionale quanto si abbassa la qualità, ma il quit quello è. Quindi Napoli affronterà una stagione con un solo grande terzino del passato, perché ormai speriamo anche del suo presente, perché andrà ormai a parametro zero. Quello. Ho visto che con il nuovo sistema di gioco di Spalletti non ci sono più né Strofinacci né Fazzoletti, chiaramente non la partita di oggi, sono migliorate. 2 partite non fanno testo, ragazzi, però sono migliorate moltissimo le prestazioni di Koulibaly e Manolas, che nemmeno con Ancelotti, che aveva puntato molto su questa coppia, giocavano così bene, perché portano meno la palla. E quindi Manolas in queste prime, che non fanno testo, 2 partite, mi è sembrato un gigante. E Koulibaly, anche se spesso è disattento e in ritardo, però noi lo sappiamo, lui non è solo il fatto che è veloce, ha il timing dell'intervento che lo rende straripante. E quindi quando non si deve inorgoglire, fare il luricolo e impostare l'azione, e hanno tenuto pochissimo palla loro, è stata più fluida e loro sono stati dominanti. Oggi non c'erano, però c'era Fabian Ruiz, c'era Di Lorenzo, c'era Lozano, c'era Mario Rui, c'erano parecchi titolari. Poi il Napoli non sappiamo se riuscirà a quadrare questo centrocampo, perché è un centrocampo che è stato imbastito maluccio in questi anni, non si è mai completata la rivoluzione di Ancelotti e siamo andati un po' a tentativi.
tra l'altro già in emergenza con 2 defezioni importanti, no? Dem e Zelinski, e 2 partite non fanno testo, però le potremmo aggiungere all'anno scorso, lo potremmo aggiungere all'anno precedente, lo potremmo aggiungere ai 3 anni di Sarri, delle famose 7 sorelle. Già il Napoli è quello che le 2 partite, ripeto, non fanno testo, però nelle prime 2 partite, perché altrimenti lì la Lazio ha già vinto lo scudetto, perché ha percentuali mostruose, però già delle prime 2 partite, delle famose 7 sorelle, il Napoli è quella che ha la percentuale utilizzativa, sia in termini assoluti che relativi, ovvero sia in rapporto ai tiri tentati che in rapporto ai tiri dello specchio, veramente molto deficitario, perché è un problema atavico che ci portiamo da Cavani in poi, perché Cavani tirava tanto e sbagliava tanto, ma segnava tanto, ma tirava veramente tanto. Certo, era abbastanza cannibile che cioè, non gli bastava mai, però da lui in poi è quella una caratteristica storica del Napoli che non si è invertita. Quindi poi altro, e concludo, elemento che andrebbe considerato, ma lo vedremo sul campo, se questa squadra, già vedremo domenica qualcosa, anzi sabato, ha uno scatto, un aumento, un progredire di personalità che ti serve per colmare a noi non è più un ultimo miglio, perché dal quinto al primo posto sono 4 posizioni per colmare. Quindi sulla partita di oggi io non, parte la figuraccia, perdere non è mai buono nello sport, però non è questo il campanello d'allarme, non è la partita di oggi. Il campanello d'allarme è un campanello che viene da tanto tempo, viene da Sarri. Io sono stato l'unico, dicevo, attenzione, perché in quegli anni non si è migliorata qualitativamente la rosa e si è buttato via, primo anno una panchina, secondo anno una panchina, terzo anno una panchina. Mi spiego meglio, le cose vanno valutate in maniera onesta, prendendo tutti gli aspetti. Non si deve continuare a dire e Benitez, le macerie, perché a questo punto possiamo dire, è vero, abbiamo mancato 2 qualificazioni ed è oggettivo, però bastano 2 giocatori, prendetene 2 a caso, non prendo Higuain perché sarebbe solo lui, Jorginho e Zapata, e già quei 2 sono, con le loro vendite e plusvalenze, sono 2 qualificazioni in Champions. Perché a parte De Guzman che lui non voleva, citano sempre quello, non ha sbagliato un acquisto e il Napoli ha campato 7 anni sull'Oroso, con quei giocatori è riuscito ad andare in Champions 4 anni di seguito, ma soprattutto li ha rivenduti tutti bene. Invece da quel momento poi, quel famoso triennio, a parte Allan, noi non abbiamo aggiunto qualità, non alla prima squadra, manco in panchina. E oggi ci siamo trovati in un mercato, e io ve l'avevo anticipato quando il Napoli lottava per la Champions, dissi guardate che il Napoli non farà mercato anche se andrà in Champions. Quindi io non sono minimamente né deluso, né sconvolto, né arrabbiato, né stupito dal non mercato del Napoli, era palese, perché tutti i nodi rivengono al pettine, perché con chi lo doveva fare il mercato il Napoli? Con 2 giocatori, Fabian Ruiz e Lozano, perché Meret per ora non è un crack. È chiaro che l'aspettano a parametro zero Fabian Ruiz e Lozano per ora non si è mosso, però tutti questi giocatori del Napoli alla fine non erano richiesti da nessuno, neanche quelli a parametro zero. Cioè il famoso procuratore che ci rompeva le scatole che Isai era voluto pure dalle squadre su Marte. Pensate che il Paris Saint-Germain ha preso Sergio Ramos, che è molto più anziano di Isai, parametro zero, non è che non poteva comprare. Non se l'è preso nessuno, come manco Insigne, la favola dell'Inter, e quindi il Napoli adesso non può fare più mercato perché non ha più quel famoso bilancio che è sempre positivo, non? Però in realtà il Napoli con acquisti non efficienti si è trovato adesso, dopo qualche anno sbagliato più di uno, non è la qualificazione Champions mancata, è stato il problema dell'anno scorso, è un depauperamento costante della rosa. Esatto. Ho parlato troppo. No, figurati, ci mancavi da così tempo, quindi questo non è nulla. Mentre ti leggo questa per più una curiosità, dove usciamo per un secondo dal calcio e Luigi ti chiede che gli avevi promesso che tu avresti spiegato il perché il napoletano per un cavillo non è considerato un'etnia. Io mi metto un attimo in grande schermo per un secondo,
perché c'è un intervento in post produzione per un secondo, un attimo, Guido, e te lo faccio vedere anche a te, perché qualcuno lo sapeva già. Guardate, Uè. sei tornato finalmente. Sono tornato, non me ne sono mai andato. Ma Ho dove? semplicemente fatto tutte le cose che tu non fai. Ma per forza. Perché fa lo youtuber lui, fa lo youtuber, fa bella vita dello youtuber, il content creator. Ma che sfotti, guarda. Senti, come è andata la cosa? No, perché mi interessa molto, io non sono tifoso, ma mi interessa sapere. Non è andata benissimo. Niente di meno. Abbiamo perso. Col Benevento. Sì, ma capita che siamo Sono amichevoli, non col calcio d'agosto. Dici, però è settembre. Ma non significa sempre d'agosto. No, proprio sono troppi giovani in campo. Ho capito, ma Spalletti out. c'erano anche Siamo altri. Spalletti out, troppi giovani in campo, magari, capito? Con le riserve. Ma noi le riserve interessa. Proprio le riserve. Le riserve. Come va in campo? Serve 2 volte. Sei cringe. Vabbè, io direi di concentrarci sulla musica. Meglio. Tu stai pensando un po' troppo al Napoli, pensa che c'hai una canzone che sta per uscire. Sì. Messico 86. Sì, esatto. Il 21 settembre. Che giorno è? È martedì. Esatto. Lo Quindi, so bene. concentrati, pensa alla musica e il Napoli. Lo faccio. Non è importante. Vai, gli amici bellini lo sanno, tu non lo sai. Pubblicità progresso, perché questa canzone uscirà a breve se io riesco a fare questo video finale. Guido, prima di ritornare al calcio, mi voglio che rispondi a questa domanda. Mi ricordo perché poi lui me lo scrisse sul canale di cinema, poi sono stato talmente tanto preso, non sapevo neanche dove postarlo effettivamente come risposta. In realtà forse sono stato impreciso, era una questione per tutti i cuori razziali, per tutte quelle schifezze che siamo costretti a sentire ancora nel 2021, ne sentiremo tanti quest'anno, anche nel 2022 purtroppo. Anzi, già abbiamo iniziato molte domeniche. No, in realtà da un punto di vista linguistico è associabile la parola etnia al popolo napoletano. Da un punto di vista civilistico delle norme appunto e dell'applicazione di queste norme, che non viene considerato come una nazione, come lo è per esempio il popolo ebraico, e quindi non può ricadere il reato di apologia di strage, per quasi non voglio dire un sofismo, un cavillo, eccetera. Questo era per dire. Ma sono quelle speculazioni che affronto con mio fratello, da giurista, lui è giurista, perché poi se ne sentono tante di cretinate in televisione. In realtà da un punto di vista etico e morale è deprecabile qualunque insulto, si chiama. È solo che in questo caso non può essere applicata quella norma del codice penale, perché lo è per affinità linguistica, di cultura, però per esempio il popolo napoletano non ha una religione comune, no? Come quel popolo. Allora, Massimo ci chiede il senso di organizzare questa amichevole con gente che paga un biglietto e comunque ha delle aspettative positive. ADL ci spieghi. Allora, io non so tu, Guido, l'idea del biglietto a €1,50 per tutti i settori, insomma, l'avevo accolta positivamente. Mi sa di operazione simpatia far venire anche le famiglie allo stadio. Poi non so di lunedì sera quante persone potevano andare. In America è Labor Day, quindi è festa, però in Italia è un lunedì normale. Però si rifletteva sul fatto magari potevi fare un amichevole all'interno della tua stessa, diciamo, un allenamento squadra A, squadra B, che tu l'hai già accennato. Cosa ne pensi? Cioè, alla fine resta la mano in bocca, cioè, io sto male. L'idea di €1,50 mi sembra, perché poi non è che dobbiamo criticarlo sempre quest'uomo, mi sembra un'apertura chiaramente subito annullata dai €50 in curva di sabato, però diciamo, mi sembra una bella apertura. Ripeto, da un punto di vista calcistico io non ne farei una tragedia. Le brutte figure sono sempre brutte nella vita, quindi non solo nel calcio, nel senso, non è questo il campanello d'allarme proprio per nulla. Certo è, per esempio, se io fossi allenatore del Napoli sarebbe un brutto quarto d'ora domani mattina, ma non per non ti puoi manco dire non ti senti impegnato, cioè veramente per una questione di dignità di ogni sportivo. Cioè uno sportivo, se veramente è uno sportivo leale, a nessuno piace perdere, a nessuno piace perdere in casa,
e a nessuno piace perdere in casa 1-5, e quindi ho detto comunque sono venute 100 persone a guardare, è un po' di amor proprio, però bisogna anche usare la misura giusta, perché non devi né colpire la suscettibilità dei giocatori, né deprimerli, né cominciare a crearle delle crepe nell'autostima. C'è gente che casomai è molto in ritardo perché poi all'inizio stagione l'essere in ritardo rispetto a altre squadre di cognizione è tutto, nel senso tu corri a velocità inferiore rispetto all'altro, quindi comunque non riesci mai ad andare in chiusura, quello ti salta bene, ti crossa in maniera più pulita, a volte anche una settimana indietro di preparazione ti crea. Vedete come adesso, anche se noi abbiamo iniziato una settimana solo indietro le altre nazioni, quando Napoli perse con Real Madrid 2-0 e al ritorno fece 1-1, noi iniziavamo molto dopo il campionato, e io mi ricordo che ci fu una bellissima azione a Francesco Careca, che però tirò in bocca al portiere. Una settimana dopo il Napoli fece quella stessa azione con l'Avellino e andarono, se non ricordo bene, andarono in gol. Dissi, che cosa fa? Chiaramente l'Avellino era al Madrid, però che cosa fa una settimana in più di preparazione? E noi spesso all'epoca usciamo molto spesso, poi non erano le coppe farlocche di adesso con i gironi dove a volte tu alla quarta sei qualificato, non le giochi più, era tutta l'eliminazione diretta, 64esimi la Coppa UEFA e 16esimi, 32esimi, 16esimi in poi la Coppa Campioni, che era veramente Coppa Campioni. E quindi il primo turno, a volte anche se avevi il Malmo, per dire, potevi uscire perché loro avevano già iniziato da 3 settimane. Quindi la preparazione a inizio stagione è fondamentale. Spesso, per esempio, le squadre che devono lottare per la retrocessione l'anticipano perché cercano di mettere in cascina qualche punto, anche qualche punto rubato in senso onesto, e non qualche partita che tu dici va a vincere l'Empoli come è successo, no? Quindi non è quello la preoccupazione è che il Napoli non ha una rosa qualitativa, cioè, noi continuiamo a dire, mi voglio spiegare ancora meglio, cioè ogni collega ha diritto di esprimersi, già ci stanno censurando per altre ragioni, però nella vita bisogna spiegarlo, nel senso, se io dico il Napoli aveva la rosa, per me doveva vincere lo scudetto, come detto da molti esimi colleghi, per me è un'affermazione rispettabilissima, perché sono realmente un liberale, non la condivido, però se tu me lo dici come dogma, come è stato detto, no, non la condivido di brutto, perché io ve l'ho spiegato perché poi mi devi dare le basi scientifiche, calcistiche e logiche per farmi accettare l'idea che il Napoli deve vincere lo scudetto, cioè lo è per bilancio, vi ho dimostrato che è nettamente inferiore, quello reale, no? Abbiamo fatto la lezioncina, 400 milioni di scarto rispetto al transfer market, lo è per tradizione, lo è per potere politico, dimmi per quale ragione concreta io devo poter credere, perché altrimenti è un dogma, è la Santissima Trinità, ha la stessa valenza per me di un dogma religioso, se tu non mi motivi per quale ragione calcistica il Napoli deve vincere lo scudetto. Ecco, per me, e comunque lo vedi, Napoli-Sassuolo l'anno scorso in casa, erano imbattuti a pari punti, perdi 2-0 in casa. Ok, rigore, non c'è di Lorenzo, però tu non è che ne è andato in vantaggio, i gol non li hai fatti. Imbattuto col Milan, comunque tu il gol di testa di Ibrahimovic con un cross semplice, lui a centrale te lo sei preso, meritavamo il pareggio, c'era un rigore non dato, però tu li hai presi 2 gol di svantaggio, e quindi quel campionato che tu puoi fare di vertice o di centroclassifica, il bivio che hai fatto è di centroclassifica, non di vertice, e quindi tu il campo lo devi rispettare, anche l'anno prima. Quindi la rosa del Napoli è una rosa di tutto rispetto, ma quest'idea che è la rosa più profonda e migliore dell'era De Laurentiis me la dovete spiegare, io non capisco niente di calcio, scusa, forse un pochino vicino, su quali basi non lo stiamo certificando. Vedremo dopo le 12, e poi concludo, le prime partite di campionato. Io ti dirò, adesso è propaganda, qualunque cosa si dica secondo me nelle prime giornate è propaganda, dopo 12 giornate io ti dico questa è la classifica, questa è la forma del campionato, e invece diventa secondo me propaganda dire
Il campionato è lungo, ma ci sono ancora 30 punti, 40 punti. Il campionato non è lungo. Se tu vuoi andare in Champions League, la storia degli ultimi 10 anni, soprattutto gli ultimi 7-8 anni, ti dice che ormai 75 punti non bastano più, ne servono 78, 79 sei sicuro, 78 rischi come l'anno scorso, 79 punti, significa devi fare 39 punti e 40 punti del giro di ritorno, significa quello che tu puoi, delle famose altre squadre, non le 7 sorelle, le 13 squadre, puoi concederti 2 pareggi e una sconfitta nel giro dell'andata, non di più. Significa fare 12 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. E quindi con le 6 sorelle 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. E nel girone di ritorno, detto, ti puoi giocare questo bonus in più di una vittoria, di un pareggio e una sconfitta. Questo puoi fare. Il resto è propaganda, tranne se non vogliamo spiegare alle persone che ci sono le vacche in Puglia, le angeli, eccetera, eccetera. Quindi è importante perdere punti più tardi possibile. Se noi avessimo già perso punti con il Venezia e il Genova, non era cascato il mondo, però da questo momento in poi era sofferenza, perché tu sai che con la Sam, col Torino, cosa, devi vincere. Casa o trasferta, devi vincere. Perché quello ormai, tranne il famoso anno di Sarri, è quella l'anomalia, degli 84 punti che lui ha vinto là. Gli scudetti si vincono a quello e la Champions League si va a quello. Poi vogliamo dire quest'anno le 7 sorelle sarà combattuto, aspettiamo le prime 12 giornate, vediamo se si sta correndo come gli anni scorsi, probabilmente sì, a questo punto. Ma può essere un pareggio in più, non è che può essere 5 pareggi e 2 sconfitte con le squadre piccole. Tu puoi perdere quei punti e basta. E quindi hai una rosa, la domanda qualitativa, tra l'altro devi fare anche un bruttissimo girone di Europa League, ha beccato il Napoli, caspita. quasi un nobile girone di Champions League, perché l'Eister comunque è una squadra forte e c'è una terza di fascia, una squadra rognosa, e la quarta non è proprio il materasso per reggere tutte le settimane, perché puoi vincere con la Juve e poi, come capita, puoi perdere col Chievo. Non c'è, perciò faccio questo esempio così non è da melagrano. E dici, ma è possibile, ma come non ha la rosa? Bene, oggi abbiamo visto, per quanto un amichevole, che il Napoli non ha la rosa, pur tra metà titolari e metà, addirittura per battere l'amichevole il Benevento. Il famoso discorso che si fa, ma perché serve per forza Osimhen per battere il Benevento? Evidentemente sì, perché quando spesso si diceva gli anni scorsi, dice il Napoli anche con gli infortunati doveva per forza portare avanti dei risultati ed asfaltare i più scarsi quando affronti le squadre più scarse, non è detto, perché alle volte perdi l'equilibrio, perdi il modo in cui affronti tatticamente la squadra. Oggi ho visto Fabian Ruiz, e poi passiamo alla domanda di Luigi. Ho visto Fabian Ruiz lanciare in profondità Petagna. È un passaggio giusto se hai Osimhen davanti, ma Petagna ha fatto proprio e dice, ma dove vado? Non ci arrivo, non ci potrò mai arrivare. E quindi anche le caratteristiche poi determinano quelle che è lo sviluppo della squadra. Questo Luigi ci chiede questo secondo me è il lavaggio del cervello che è stato fatto in questi anni, più di uno è stato fatto, e quindi questo miraggio in Champions meraviglioso, senza Champions tracolliamo. Nella vita, in qualunque attività lavorativa, quello che ti fa progredire è l'investimento non solo economico, l'investimento di tempo. Ma sai che fai? Io studio un'ora in più, lo so, Valerio mi ha invitato in pizzeria, gli dico di no e studio un'ora in più. Delle persone che mi conoscono poco, una la conosci tu molto bene, si sarà offesa quest'estate, ma il mio lavoro è totalizzante. Siccome io non sono il raccomandato ed è tutto nella mia testa, io studio anche 20 ore al giorno proprio per poter essere il più spontaneo possibile. Quello è un investimento che casomai delle persone non valutano economicamente. C'è un investimento economico, ad esempio in attrezzature, come può essere nello sport, come nel mio lavoro, come investimento in professionalità, come tu hai un giornale o qualunque altra cosa, ho detto io voglio shippare la prima firma sportiva o di cronaca, adesso non so, il Travaglio adesso è direttore del suo giornale, ma prima era una delle penne più corrosive nella cronaca giudiziaria, no? Quindi uno dice io mi prendo Travaglio perché
perché faccio un salto di qualità in quel settore, del mio giornale, e così lo replichi su tutte le attività. E quindi il famoso bilancio del Napoli, assolutamente un elemento virtuoso della gestione, soprattutto dal punto di vista della difesa proprio ambientale della squadra, da tutte quelle che possono essere delle correnti non bellissime. È vero che ha delle voci assolutamente virtuose, però per esempio da un punto di vista finanziario, perché si confondevano un po' le acque, si vedeva questo bilancio come il bilancio del Napoli è positivo, un attimo, dobbiamo dividere il conto economico, lo stato patrimoniale, le cose finanziarie. È che Napoli non ha investimenti finanziari e non ha debiti finanziari, ma non ha investimenti finanziari perché non ha proprio minimamente la concezione di comprarsi manco il Kennedy come piccolo centro. E quindi se tu non hai manco un mutuo per un posto auto, e grazie a cavolo che non hai, però può darsi che quel posto auto ti tornerà utile in futuro perché ti genera non solo guadagno e profitto, ma per esempio ti genera il fatto che io sono stanco, torno a casa la sera, ma già il pensiero che non devo trovare posto perché mi metto subito la macchina nel posto auto, già è un sollievo, e quelle mezz'ore in più ogni giorno, cioè cercare, anche quelle sono un ritorno, un investimento. È una Hai dipinto la mia vita nell'ultimo anno e mezzo. E allora, attenzione, per dire, non è la Champions League mancato meno di me, è un'attitudine societaria molto prudenziale, che da un certo punto di vista può anche essere apprezzabile, sicuramente onesta. Però nello sport, e non lo dice Guido, lo dicono gli almanacchi, quello che molti miei colleghi criticano, però lo sport poi alla fine quello è fatto, di risultati, di trofei, di record, quello ti danno le emozioni, di sconfitte inaspettate. Ce lo dice. Le squadre che investono di più, a volte anche indebitandosi in maniera ingiustificata, come l'anno scorso l'Inter, però nessuno gli ha detto niente, nessuno gli ha tirato le orecchie, quindi va bene, e vincono. Non le squadre che la grande favola ci è piaciuta a tutti per il suo sistema di gioco, per lo spettacolo, per i campioni espressi, anche per una certa moralità dello sport come Barcellona. C'ha 1 miliardo cioè 1.000 milioni di euro di debito, 1.000 milioni, cioè come Real Madrid. È ovvio che non avendo preso un anno quel giocatore là, togli quel giocatore di qualità, forse quell'anno quei 2 punti in più con l'Atletico non li facevi, però quello è lo sport. Quindi il problema del Napoli che si è trovato, secondo me, e chiudo, a fine corsa, cioè il ciclo di De Laurentiis. Voi state guardando la qualificazione Champions, non state guardando in un'ottica più ampia. Ma perché secondo te se il Napoli va in Champions abbiamo risolto tutti i problemi? Cioè siamo sempre di punto a capo, cioè, perché le programmazioni, infatti De Laurentiis non ha più parlato di quarto quinquennio, ormai sta finendo, ha parlato di 3, soprattutto in un calcio ormai brutto finanziario, me non piace, però questo è globalizzato, estremamente globalizzato, certi passaggi che non sono solo il centro sportivo. Io scherzammo quella diretta con voi, poi li ho pubblicate quelle idee, ma voi avete visto nel mio articolo 30 idee della Renzi lanciate, se ne è stata presa in considerazione una, cioè fa più video e visualizzazioni Valerio sul suo canale YouTube che il canale YouTube del Napoli. È male, ma non puoi mettere un gruppo di creativi, 4-5 persone, che produce contenuti tra spettacolarizzazione, tra interviste, tra valorizzazione degli ospiti, tra racconti di come viene vissuto, cioè il grande patrimonio sportivo del Napoli e come viene sempre raccontata questa cosa, di come viene vissuta la squadra in città. Ecco, sul canale YouTube del Napoli c'è non dico pagina, un solo racconto di come è vissuta la partita, la squadra, il passaggio generazionale da nonno a nipote, no, niente. Ed è uno spreco enorme che nel momento dove questi costi sono diventati bassissimi, perché prima tu dicevi servirebbero investimenti enormi per poter... adesso basta. Sono bassissimi, e quindi potremmo continuare. L'altra volta facevamo tipo 30, era per modo di dire. Ma questo no, cioè a Napoli quando si andava allo stadio non c'era neanche la maschera che ti dà il
foglio con le formazioni, te lo devi andare a prendere tu in sala stampa. Dice, vabbè, ma questo non serve. E non serve, a Milano c'è quello, c'è il ristorante, non serve. Però questo non serve, questo non serve, questo non serve, questo non serve. Sarà che siamo noi quelli sbagliati, visto che non vinciamo, che non serve nulla? Qualcosa, allora vogliamo iniziare da qualcosa, allora invece si pensa sempre alla qualificazione Champions, però la qualificazione Champions è l'ultimo anello di un processo organizzativo, sportivo e finanziario che ti porta, ad esempio, io lo dissi, non ci conoscevamo ancora, adesso vediamo quanto varrà Pratici senza Marotta, abbiamo visto quanto vale, abbiamo visto sia da un punto di vista delle magagne che ha fatto, del mercato della Juve. Certo, la Juve è una potenza per quello che rappresenta negli agnelli, perché è chiaro che noi la prendiamo a ridere, ma il New York Times è uscito con un articolo durissimo sull'operazione Locatelli, perché non è assolutamente giustificato né da un punto di vista finanziario né sportivo e neanche umano che una società gloriosa come l'Arsenal ti offra 40 milioni di sterline cash, un'unica tranche, tu possa andare a vivere a Londra, una delle 3 capitali del mondo, centro culturale di tutto, di musica, puoi parlare inglese, giochi nell'Emirates Stadium, prendi uno stipendio d'oro, e invece no, e vai alla Juve, Torino, bellissima città, ma non è Londra, casomai non impari l'inglese, ma il torinese, 2 anni gratis, quindi Sassuolo avrebbe potuto fare il mercato con 40 milioni di sterline, 2 anni gratis e 5 anni a rate con tutta una serie di machiavellici bonus, un mio collega direbbe facilmente raggiungibili, che al massimo ti porteranno 33 milioni in 7 anni. Allora, in Italia l'abbiamo descritta come bellissima relazione creativa della Juve, il New York Times no, e ha definito questo capitalismo familiare, patriarcale, vetusto della Juve molto grave. Stessa cosa per Chiesa in 2 anni 1 milione ed è l'unico giocatore veramente italiano, crack, veramente italiano, quindi la Fiorentina aveva un patrimonio, De Laurentiis è uscito, ha offerto 90 milioni per Chiesa, veri, perché lui si sarebbe svenato per 2 giocatori, Chiesa e Icardi. Era un suo patrino Chiesa, soprattutto perché più di Icardi è italiano ed è giovane. 2 anni gratis, ma soprattutto la Fiorentina bloccata perché non può far mercato. Detto, ma noi siamo in questo universo nel campionato italiano e stai ancora a pensare se Napoli va in Champions League, ma tu ti sei preso un dirigente come Marotta, cioè noi, no, stai punto a capo l'anno successivo, perché comunque diventa un punto d'arrivo e non un punto di partenza. Mi voglio spiegare bene. È chiaro che la partita è importante, ma la partita è il processo finale di una somma di addizioni, di come sono gestiti i giocatori, di che giocatori riesci a avere, come riesci a pagarli o pagarli di meno, pagarli poco, come blocchi degli altri giocatori che non vanno in altre squadre, come capitano noi, come gli arbitri valutano delle partite in maniera diversa, tutte queste cose, e poi si arriva alla partita. È chiaro che 3 punti, 2 punti, quella va in Champions, tu 1 punto in meno, ma tu ci sei potuto andare, cioè alla fine la Juve ha avuto un regalo, anche se è andata in minusvalenza, comunque 15 milioni da Ronaldo, sì. Doveva metterlo a bilancio a 28, quindi comunque la minusvalenza c'è stata, ma hanno pagato 15 milioni un giocatore di 36 anni che non può vedere più nessuno al mondo perché rompe gli spogliatoi, perché questa è stata un'operazione meravigliosa, tutti contenti, Ronaldo contento, la Juve contenta. Quindi io non vedrei la qualificazione in Champions, io vedrei il processo da qui a 5 anni, ed è un processo molto negativo perché abbiamo il groppone Bari che non è andato in Serie B negli ultimi 2 anni, che ha un rosso in bilancio inaspettato per De Laurentiis in Serie C, che quest'anno non ha fatto una grande campagna acquisti, quindi non esiste solo il Napoli che non ha fatto campagna acquisti, anche il Bari. Vedremo che campionato farà, e che state certi che rispetto all'Otito saranno molto severi nel caso di è chiaro. ma perché lì non dicono più se va in Serie A, la devi vendere comunque entro 2 anni, quindi non c'è neanche più la discriminante se sono a competere nella stessa serie. Io questa cosa, potete andare a rivedere il video di Valerio, lo dissi anche se non ci fu una domanda, ha detto ne vedremo delle belle sulla Salernitana, esimi colleghi, no, qui la venderà, vi ho detto voglio vederlo, conoscendo la Lega Calcio, conoscendo lo Tito, secondo me per ora non succede niente, vari rimandi, cioè, sì, qualcosa succederà, ma intanto questo ha iniziato il campionato con 2 squadre
e doveva esserci i 30 giorni di tempo dalla promozione in Serie A. Siamo al 6 settembre. Esatto. Ringrazio Enzo Internos League e ci riporta un attimo sul campo. Questa partita ha dimostrato ulteriormente l'importanza del centrocampo nelle due fasi e stasera eravamo quasi inesistenti. Siccome non ce la faccio più, ma uno scambio Fabian-Calò e un saluto a Guido. Beh, quello che ho detto prima, che la nostra grande incognita, perché diciamo, i terzini quelli sono, sappiamo quello che possono dare, quello che non possono dare. Se continuano, speriamo di sì, con queste prestazioni, Koulibaly e Manolas, mamma mia. E certo, poi c'è l'incognita che Koulibaly deve partire e quindi serve veramente una grande crescita di prestazioni e personalità di Rachmani quando non ci sarà Koulibaly. L'attacco come i terzini, sappiamo quello che può dare, quello che non può dare. La grande variabile di quest'anno è ancora una volta la figura chiave è Mertens, perché vedi? Sì, non è mai banale, Guido, qua io per questo godo. Non solo nel raccordo tra le fasi eccetera, e perché non vorrei che tutti stiano giocandosi tutte le carte su Osimhen. Io vi dissi, Osimhen in tre cose deve crescere: la tecnica, l'intelligenza tattica e il carattere. Tecnica e intelligenza dipende tutto da lui e chiaramente dagli allenatori bravi, e lui ha avuto un buon allenatore. Spalletti è un grande allenatore e tra l'altro fa giocare molto bene le squadre in attacco, sono divertenti quando faceva giocare bene le squadre in attacco, le abbiamo viste giocare bene, poi non è sempre scontato, quindi cioè, non è un allenatore moscio di difensivista. Caratterialmente tu puoi arrivare anche come McEnroe, che pure negli spot pubblicitari continua a litigare con se stesso, cioè questa idea che con l'età si maturi è una grande con l'età si invecchia, non è detto. Non è detto. Se Hamsik l'abbiamo visto a 20 anni, era già sì. Così come Rudiger, e quindi speriamo che questo ragazzo non salti 5, 6, 7 partite per ammonizioni, cose. Però non è tanto l'ammonizione, lo schiaffetto che dà, è proprio, è una cosa che a me è sempre piaciuta di Mertens, anche quando soffriva in certe partite. C'è un uomo che non esce dal match. È molto importante non uscire dalle partite, anche se stai sotto di un gol oppure non la riesci a sbloccare. Nello sport bisogna essere spietati, in senso chiaramente sportivo è più nobile del termine, perché emotivamente, chiaramente, se tutto ti va bene, sei come il grande Brasile della pallavolo, quello che ha massacrato tutti, perché sull'area dell'entusiasmo era una cosa devastante. Quando si deprimeva, però, boom, prendeva 10 punti di seguito. Invece nello sport deve essere come è stata la Juve negli anni d'oro, noi giocava male, nel momento in cui ci faceva gol, l'altra squadra dava il massimo sforzo, era lì per segnare e ti ridava l'altra cosa e ti aveva ammazzato. Dice sì, ma poi ci sarà il momento che giocheremo bene. Dice, finiva il campionato, ancora stiamo aspettando negli anni. E però nello sport è l'unica palla di break e tu dai la mazzata all'avversario. E quindi serve questo tipo di lavoro. Siccome mancherà anche Osimhen e Petagnone è quello, non che voglio caricare troppo, veramente di nuovo siamo costretti a affidarci alle piccole spalle ma grandi di Dries Mertens, perché 2 partite già le ha saltate Osimhen, 4-5 speriamo non di più le salta per il campionato d'Africa, ne altre 2 per ammonizione, quindi noi avremo veramente bisogno, pure se lo chiamano il vecchio, però finisco, no? La grande, sempre lì, il grande polmone di tutte le squadre, fate conto, andate a vedere tutte le squadre che vincono, è vero che la difesa è fondamentale in Italia, però non c'è mai stata una squadra che ha un centrocampo scarso, tu metti e il Napoli, l'ho detto proprio in sede di apertura, ha questo centrocampo che è nato male dopo la dismissione di Sarri, con Ancelotti si sta facendo un lavoro, poi questa rivoluzione incompiuta, poi si sono presi dei giocatori per fare 4-3-3 con Gattuso, però non si è fatto più, e quindi ancora dobbiamo capire l'organizzazione migliore che valorizzi e faccia sentire più a loro agio i giocatori, che significa che tu rendi meglio con i tuoi pregi, cerchi di nascondere, perché tutti hanno difetti, tutti giocano ai difetti, e questo ce lo dirà Spalletti e il campo. Su Fabian Ruiz si è troppo emotivi, perché vedete il gol che ha fatto con la domenica scorsa, come per esempio continuano a massulare Elmas, sono giocatori che purtroppo abbiamo visto
tranne la parte finale dell'anno scorso Fabio Ruiz giocava bene, anche molto, molto arretrato. Rendono bene da 3/4 in più, tant'è vero che Napoli ha fatto quel gol perché era molto profondo, Politano era molto profondo e quindi Fabian Ruiz era già sulla 3/4 a ridosso dell'area, lui ha le gambe molto forti, difende bene palla e la vede la porta. Fabian Ruiz arretrato, l'anno scorso Gattuso riuscì a motivarlo, scalò bene, però non è ancora il suo ruolo e soffre. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù, perché abbiamo Zelinski, Demme fuori. Abbiamo visto anche Elmas, però non è un centrocampo, anzi un centrocampo anche buone qualità, perché Zelinski ha buone qualità, Elmas ha buonissime qualità, però ancora sottovalutate tutte. Bisogna vedere questo nuovo acquisto, dobbiamo trovare la quadratura, perché è la parte dove tu vinci e perdi le partite. Il centrocampo non ci sta niente da fare, chiaramente poi devi essere spietato in attacco, però se il centrocampo non funziona, sei sicuro che non vai da nessuna parte. Noi ce lo dobbiamo tenere, perché però non si scambia. Perché non c'era mercato per Fabio, perché ha fatto comunque poca roba. Non lo butterei nel calderone, piuttosto cercherei di ruotando, impiazzando bene i nostri uomini, di metterlo nelle condizioni di essere più velenoso, nelle condizioni che essere più velenoso, perché Fabian Ruiz è forte di gambe ma è lento di recupero. Lo sarà sempre. Infatti quando Tore non è d'accordo sul difendere bene palla, difende dalla 3/4 in poi, siccome è forte di gamba è difficile toglierla. Tu intendi nella mediana lui ha bisogno di toccarti molte volte il pallone. In Serie A non te la fanno toccare più di una volta, ti aggrediscono subito e va in sofferenza, anche perché i mancini, una cosa è essere mancini come Aragone, che eri interno, giocava in 3/4, una cosa è essere mancini. Fate conto quanti pochi mancini ci sono a centrocampo, ma così come i mancini al tennis sono favoriti perché battono tutti i punti chiave, no? I vantaggi, lo svantaggio. Questa era la mia condizione, nel senso che lui è veramente molto forte di gamba, quindi quando è sulla 3/4 non perde il passo, anche se c'è il giocatore a ridosso non gliela toglie e riesce ad arrivare al tiro. Sulla mediana, non essendo velocissimo, sia nella operazione di recupero, quando perde palla gli danno subito 1 metro di svantaggio. Io non so se sei d'accordo, su questa riflessione. Quando Gattuso lo arretra molto, secondo me bisogna toglierlo dal traffico, Fabian. Perché lì quando c'ha troppi avversari vicino o anche compagni, là il tocco in più lo mette in difficoltà, perché effettivamente si muove con un tempo di gioco diverso. Invece Gattuso lo arretrò tantissimo per non avere proprio gente addosso, e il doppio play evitava insomma che uno potesse andare a soffocare l'inizio dell'azione, oppure lo troviamo bene quando può concludere l'azione, quindi quando ha superato già la mediana nel traffico, prende palla e può esplodere il sinistro, e lì sappiamo che nelle sue caratteristiche può essere devastante. È nel casino del famoso cerchio di centrocampo dove può essere devastante e negativo, e io vado in difficoltà. Meglio Vergara. Vi faccio un esempio: uno dei giocatori che in questi 10 anni è stato più osannato da tutti, uno che lo osannava e lo voleva con sé in squadra, io mi sarei fatto prete piuttosto, era Mazzarri, ed è Chiellini. Allora, se noi dovessimo valutare Chiellini, non ha dribbling, si muove come uno scimmione, perché sembra non è che ha questi piedi sopraffini, ha il passaggio geniale, imposta in maniera elegante, il Paolo Sosa della situazione, dico Rudy Kroll, Mascherano, là. Però Chiellini è considerato una delle carte vincenti della ragione di questi successi plurimi della Juve, perché probabilmente, a parte una certa, diciamo, disattenzione arbitrale in Italia, che invece non è successa in Europa, e questa è la differenza tra i risultati tra Juve in Italia e in Europa. Però c'è anche chi l'ha messo nelle condizioni di cercare di limitare quelle che sono delle sue mancanze evidenti tecniche e di valorizzare quelle che sono le sue doti. C'è una combattività enorme, uno che non si tira indietro, e quindi noi vediamo solo i difetti di Fabian Ruiz, che ci sono, non vediamo i pregi. Uno dei giocatori più giovani di una rosa che l'anno scorso, quando io definì anziano, tutti mi hanno dato addosso, ma abbiamo un anno in più, però
e quindi è uno dei pochi giocatori alti e grossi, non ha un grande torace, non ha una grande cassa toracica, però molto No, forte. la fisicità ce l'ha, è chiaro. Napoli quando vede la formazione è incredibile, cioè, avete visto la partita con il Genova, quanto ha sofferto appena la partita è stata messa sulla fisicità, sulla gara, perché proprio nell'andare sull'1-1 al corpo, quando il Genova ha incominciato ad andare sul corpo a corpo, noi abbiamo perso i palloni e lì uno deve essere attento, deve valutare bene. Non è che i giocatori non si stanno impegnando, non è che non hanno carattere, non hanno gli attributi, tutte queste cattiverie, è che proprio tu soffri, ti spostano. E il Napoli in tutti questi anni, quando ha fatto partite scintillanti, e quando è stato il più veloce e dinamico possibile, non solo con la palla, ma nei momenti senza palla, appena rallenta un po' e consente ai giocatori di aggredirti o di avvicinare, soffre con qualunque squadra, anche con le squadre più scarse. Noi abbiamo sofferto col Granada e tutti l'hanno accusato, perché è così. E il Genova, che veramente modesto è stato il Genova, è andato un po' in bambola, appena l'ha messo, spezziamo il gioco, andiamo nel contrasto, come là, il Napoli è sembrato sparire dal campo, ma non per quelle cattiverie si dicono, perché comunque la squadra è piccolina, cioè noi in avanti dobbiamo considerare che abbiamo Lozano, Insigne, Politano, compagnia bella. Guido, ma lo stesso è successo con l'Italia, se ci pensi. Appunto, nessuno arriva a 1,70 m, nessuno arriva a 70 kg. Ma voi avete Quando Insigne prima punta è la stessa cosa, perché ha avuto delle occasioni anche con la Svizzera da prima punta Insigne e gli hanno dato una spallata che era regolarissima nell'1 contro 1. Insigne va a terra senza subire fallo perché non può reggere lo scontro fisico con uno di 1,90 m, insomma, che sta là per prenderti il pallone. Il Napoli non entra tra le prime 4, quindi cominciate a questo è Giorgio. No. Per entrare nelle prime 4 comunque lo vedremo alla 12ª giornata, però se no pure io faccio propaganda, però la sensazione è quella, è che veramente devono toppare tutte le squadre a partire dalla Juve, cioè comunque l'Inter è la favorita per lo scudetto, non solo perché ha vinto, perché ha una rosa, anche se sì avrà perso Lukaku, però c'è un allenatore ambizioso che gestisce bene finalmente 2 competizioni rispetto a Conte. La Juve è sempre la Juve, vedi, anche l'anno scorso c'era. Occhio alle romane, hanno fatto belle campagne acquisti, non le vedo per lo scudetto, cioè la corsa scudetto è Juve-Inter, basta. Bisogna vedere se il Milan fa questo salto di qualità tale da poter vincere lo scudetto, ma d'altronde negli ultimi 30 anni le famose 7 sorelle sono state Juve, Inter, Milan, però le 2 romane sono un grosso, tra virgolette per noi, ma per loro è una cosa buona, un grosso problema, sia perché è un bell'asse, sia perché politicamente conta molto di più dell'asse che non è stato. Poi io dovevo capire questo asso Napoli-Bari che cosa doveva portare nel nostro panorama, quello che dicevo, e quindi politicamente, per le amicizie, anche per la vicinanza, tanti esponenti, non solo nel CONI, e poi comunque sono progetti interessanti. Sarri non è un allenatore che ti porta allo scudetto, ha fatto quasi perdere la Juve, però è una squadra che può fare veramente, è una bella squadra Lazio, e la Roma ha fatto belli acquisti. Vedremo se Mourinho ha perso il suo tocco magico, ma sono veramente tosti. Potrebbe essere l'anno, ma aspettiamo, lo ripeto, la 12ª, dove battono in testa l'Atalanta e la Juve, anche se la Juve ritorna di Rippi di portare altri scudetti. Secondo me ha fatto bene a dar via Ronaldo, è presto per darla battuta, è una squadra che ha dei giovani interessanti, c'ha talento, ma si devono organizzare. Ma Napoli deve provare a entrare in Europa League, Champions League è ormai al di fuori della nostra portata. Noi non siamo alla Champions League, tra l'altro non passiamo manco i turni, lo dobbiamo dire con molta serenità, siamo potuti andare in Champions League perché non c'era il campionato italiano, c'era solo la Juve, non c'era il campionato italiano. Appena sono tornati pure pieni di debiti le milanesi e Valencia si è preso il Bari, noi pure con Ancelotti abbiamo sempre dato la scusa agli allenatori, però non agli investimenti, noi non ci siamo andati più, e quest'anno ci sono le 2 romane. Se ci andremo, ripeto, alla 12ª giornata io ho un'idea molto precisa di quello che è il campionato e quello
qual è la forma definitiva. La sensazione, ma vedete, non è il Napoli lo scudetto, la mia è una sensazione, perché basata su più parametri, ma non un dogma come esimi colleghi, che a parte che noi dobbiamo partire a quinto posto. Cioè, perché da lì siamo finiti. No, ma noi infatti non stiamo assolutamente commentando, l'abbiamo detto prima, non siamo preoccupati, io l'ho detto, preoccupato zero della sconfitta di oggi. Sì, io li prendo perché voglio cercare di prenderli tutti al più possibile, ma anche per rispondere, perché veramente non è un'analisi che viene fuori dall'amichevole. Guido mancava da parecchio sul canale per impegni lavorativi e per l'estate, che giustamente c'era anche poco che potevamo. Guido, arriva Zaccaria, che mi deve rispondere Guido? Cioè, c'era poco da dire. Adesso che i giochi sono chiusi, che il mercato è chiuso e che possiamo analizzare la rosa e le prospettive, si può parlare. Ovviamente l'amichevole veramente è una scusa per essere live. Sì, però bisogna anche essere molto... Questo è vero, però io voglio ricordare ad A67 come siamo arrivati a quella differenza, con una sorta di miracolo dove battemmo il Milan, battemmo la Roma, battemmo tutta una serie di squadre di fila che nessuno si aspettava, e fu un miracolo il girone di ritorno di Gattuso, del Napoli, il girone di ritorno. Quindi quei punti di differenza, che poi alla fine sono stati solo 2, fu un miracolo sportivo, perché quanti punti facemmo, Guido, nel girone di ritorno? 43. E sono tanti. Sì, che però 43 più 43 diventano 86, in Champions ci sei. Sì, infatti io ti ho detto che 39-40 devi fare per andare, o 40-39 esatto, per andare, cioè 43 è un buon bottino. Sì, però l'Italia ha vinto gli europei per un rigore, cioè che non ne avrai mai questo discorso per 2 punti. Cioè, è vero che lo sport puoi vincere pure con 20 punti di vantaggio, però è sport, non è filosofia. Cioè, poi alla fine devi capire, piuttosto è importante analizzare dove li hai persi come eroi, ma anche le altre squadre le perdono. Come posso dire, noi avremmo potuto, cioè il Milan ha perso dei punti stupidi l'anno scorso a partite casalinghe, eppure loro possono recriminare. Hanno avuto praticamente Ibrahimovic per metà campionato, perché si è infortunato più volte, ha fatto mi sembra 19 partite, quindi non solo noi Osimhen. No, noi dobbiamo accettare il fatto che siamo arrivati quinti e analizzare le ragioni per cui. Ci sono delle ragioni positive, nel senso che abbiamo fatto un gran recupero, però delle ragioni anche negative, che siamo venuti a mancare prima di grandi infortuni. Ricordate, la prima svolta piccola, importante, partita col Sassuolo, Napoli e Sassuolo arrivano imbattute al San Paolo e il Sassuolo ci fa 0-2. Allora, Samp Gritz ci dice: complimenti per la nazionale, speriamo che sia l'anno delle scoperte, non solo potenziale. Ciao, Lega, continua così, grazie. Io mi sono affidato sinceramente, visto l'incertezza generale del mercato. Io ho detto che quest'anno, che si è fatta una scelta precisa, che però è organica, Guido, perché il Napoli l'ha detto, De Laurentiis l'ha detto, noi dobbiamo abbassare il tetto ingaggi, dobbiamo comunque andare in Champions, non si sa come. Però si era capito che non avremmo fatto mercato se non successivamente a delle uscite, a delle cessioni. Io ho detto che bisogna avere mazzo, per questo sto ripetendo questa cosa della fortuna. La fortuna come si identifica? Nel fatto che Lobotka improvvisamente non stecca più una partita, perché ci stiamo affidando a Lobotka a centrocampo, che l'anno scorso quando entrava sbagliava un passaggio a 1 metro. Fabian che si sveltisce e così, ogni tiro di Zielinski finisce in porta e non finisce fuori. Il mazzo è i giocatori titolari che performano sempre, quindi riesci ad utilizzarli il più possibile, e poi le scommesse su cui stai puntando, ma qui Mario Rui o meglio Gulam, insomma chiunque giocherà sulla sinistra, la scommessa a centrocampo di Anghissà, che dobbiamo vedere se la vinci, e Osimhen, le vinci. Se vinci queste scommesse, il Napoli se la gioca per il 4º posto, altrimenti ricordandoci sempre che dobbiamo fare anche l'Europa League, perché le partite del girone le dobbiamo fare, non è che noi le possiamo far finta di non fare. Si perdono dei punti, perché è storia, è statistica, si perdono dei punti in campionato e diventa complicata andare avanti con la rosa attuale.
secondo me. Secondo me De Laurentiis è anche abbastanza arrabbiato perché non è riuscito a abbassare in molti ingaggi quanto voleva lui, perché alcuni elementi non sono partiti, tra cui Petagna, anche perché guadagnano molto bene a Napoli e guadagnerebbero di meno altre squadre, a parte il fatto di il prestigio e sicuramente un buon rapporto con i compagni. Secondo elemento che tu mettevi, credo che tu debba ringraziare, ma veramente in maniera speciale, scusa. Sì, Frank è uno di quelli incredibili che non manca mai generosissimo, e non vedo l'ora di vederti. Settimana prossima ci andiamo a prendere più di un caffè, e saluto anche te qui. Secondo me bisogna dividere nella vita, cioè specificare, non solo nello sport, penso nell'arte, quello che ci occupiamo io, nella musica, tu, quella che è l'emozione da quella che è la paura. Perché l'emozione ha varie forme e a vari strati, ma ti fa andare avanti, a volte ti fa trovare delle energie o delle trovate che tu non pensavi nemmeno di avere. La paura ti blocca, ma letteralmente in tutte le situazioni. Se voi replicate queste mie idee in qualunque cosa, dall'amore, dal annunciarsi a una ragazza, un ragazzo, quello che volete voi, niente si fa nella vita se tu sei bloccato, se hai paura. Non puoi fare un quadro, non puoi fare una statua, non puoi fare una canzone, non puoi recitare, e sicuramente rischi di perdere nello sport. Quindi la fortuna è una componente, soprattutto dice che non esiste nell'uomo in più, dello sport residuale, non puoi basarti tutto sulla fortuna, diciamo, può essere il 5-10%, come la sfortuna, il 90% ce lo devi mettere tu, però la puoi, ed è vero, questa è una cosa, la puoi attirare a te, e certo l'attiri a te se sei coraggioso. Uno dei modi per essere coraggioso, a parte non naturale, c'erano dei giocatori, voi conoscete la mia passione per Salvatore Bagni, che erano Salvatore Bagni, il suo soprannome, quando non si davano ai calciatori come adesso i vari Oriem eccetera, il guerriero è il suo soprannome. Potete immaginare che era Salvatore Bagni. Nella canzone che fecero per lo scudetto, un guerriero è chiamato per combattere, mi sembra diceva la strofa, e la cantava lui tutti insieme, cioè, non fatemi cantare, sono stonato. Però ci sono dei giocatori che attraverso l'allenamento, attraverso un certo tipo di predisposizione, pensate al gol di Diawara col Chievo, no? Nell'epoca di Sarri, e quando tu sei in confidenza, perché ci sono delle cose che è provato e riprovato, e quindi fai senza pensarci troppo, e delle ragioni per cui i tennisti si allenano 8 ore al giorno, perché poi certi colpi gli vengono istintivamente, ma anche lì vedete Champions League, no, non è Champions League Wimbledon, è che dietro quel colpo lì ci sono una settimana dove tu 7 giorni su 7 stai all'allenarti e l'allenatore dice dobbiamo migliorare la volée bassa di rovescio, e tu vedi solo il gran colpo finale, in realtà quello l'hai provato e riprovato per mesi, e quindi la fortuna la possiamo un po' chiamare, ma lo capiremo già da domenica, perché poi dice vabbè, qui dove la fortuna il palo, ho capito, però se tu ti sei cagato sotto e a un certo punto stiamo soffrendo e non usciamo e ci dobbiamo alzare e ci vogliamo alzare, abbiamo abbassato troppo il baricentro, invece tu metti un giocatore là, te la vai a giocare, invece di ripassarla dietro Mario Rui, te la passi avanti, ti vai a conquistare il calcio d'angolo, poi quel calcio d'angolo casomai prendi il palo interno gol, se te giochi dietro, cioè, quanti gol stupidi abbiamo preso continuando a giocare dietro questa palla. Zeman direbbe la porto e do quella palla, ecco, quindi c'è una componente dal 5% al 7% che è proprio legata al caso, ragazzi, non ci si può fare niente, ma non è il 90%. Però c'è anche una componente di questo 5-7%, diciamo l'1%, l'1,5% di questa componente della fortuna, che è un pochino te la puoi chiamare a te. E te la puoi chiamare a te sicuramente non essendo pauroso. Trovatemi una squadra, un calciatore, un tennista, un giocatore di basket, di qualunque sport che ha vinto un campionato, un record, una medaglia cagandosi addosso. Non è successo mai.
i grandi giocatori, l'ultima palla, no? Black Mamba, Kobe, Jordan, avevano Nando Gentile quando Fono La Caserta ha vinto lo scudetto, aveva una percentuale pessima da 3 nella partita gara 5 a Milano, ha fatto 3 bombe di seguito, di cui una pazzesca andando sul lato sinistro, muovendosi, faceva un tiro difficoltà 10 e aveva una percentuale bassissima, poi fece un tiro 2 canestro e fallo, e quindi nonostante aveva giocato bene, però nonostante gli ultimi tiri non erano entrati, si è andato a prendere dei tiri difficilissimi che ha messo in faccia al play, che tra l'altro era molto più alto di lui, il play dell'Olimpia Milano. Ragazzi, lo sport per talento e coraggio. Un po' come è successo poi a Mertens, dopo aver cominciato a segnare, cominciava a segnare da tutte le posizioni. Il gol che fa con la Lazio non lo fai se non sai in fiducia, non ci provi. È chiaro che c'è il piedino, perché poi lui ne ha fatto uno bellissimo a Torino, cioè. Però tu lì stai libero di testa. È coraggioso. Lazio fa il 91. Qua vabbè, penso che siamo andati in loop di fantasie, perché c'era un altro amico che diceva segnatevelo che la Lazio vincerà lo scudetto, e penso che Salvatore sta rispondendo nella fantasia a queste cose. Io poi tutti quelli che si stanno esponendo e dicono te lo dico io, segnatelo così, ma poi ritornano quando non succede, perché molto spesso poi spariscono quelli che dicono sarà così, segnatelo. Se poi succede, tornano e fanno vedere lo screenshot. Se non succede, ritornate a dire non è successo, scusate. Di solito sparisco. Però. Io sono uno sportivo, è chiaro che ho molto più piacere che vinca la mia squadra, però se un'altra squadra vince onestamente, legittimamente, lo si accetta. Secondo me Angela, te la ricordi sicuramente, amica Bellina, che non manca mai. Ti chiede sul ricorso di Osimhen se tu hai fiducia, se hai un'idea, guardando dei precedenti. Rispondere una battuta, li ha sempre persi l'avvocato del Napoli, sarebbe ora che ne vincesse uno. Se Grassani è fiducioso, noi ci abbracciamo la speranza. Però ecco, è lui, sì. Non è buona, il problema non è tanto Osimhen, che noi veramente voi state tutti pensando a Osimhen. Noi abbiamo un problema molto grave che si chiama Ospina, perché è successa una cosa di cui pochi stanno parlando, cioè il Brasile e Argentina. Mi spiace che hanno fermato, esatto, spiegalo, fai un recap, perché di questa cosa non ho avuto modo di parlare. Per i juventini che ancora citano l'episodio della ASL, evidentemente la ASL sudamericana la pensa come me e come tutte le persone di buon senso di fronte a emergenze dove la salute dell'individuo e di più individui a questo punto nel mondo è sacra, prioritaria e va assolutamente tutelata. Il Napoli deve andare a giocare in Inghilterra e quindi potrebbe essere, anzi quasi sicuramente sarà richiesta la quarantena Ospina, che non si trova con i tempi dovendo rientrare da un paese e da una situazione dove è stato bloccato per Covid. Quindi oltre alla partita a rischio con la Juve, arriverà col charter, starà ancora dormendo quando giocherà. Quadrado non è un problema, sta sempre a terra, bisogna vedere se l'arbitro gli dà il taglio o meno, quindi non mi spaventa, perché il tempo effettivo delle partite di calcio è molto basso, ma il tempo effettivo delle partite di calcio con Quadrado è la sigla di Simpson, per dire, è bassissima. Quindi è un problema molto serio, perché il Napoli non può fare il terzo portiere per questioni di lista UEFA, dovrebbe schierare il portiere della primavera. Ragazzi, non si bruciano così. Quindi noi abbiamo un problema già con la partita con la Juve, dove ci manca Dem, ci manca Mertens, ci manca Osimhen, ci manca Zelinski, Ospina sarà mezzo sentito. Non ci voleva l'infortunio di Meret, sto ragazzo. Ecco, quello è un ragazzo che non è accompagnato da una fortuna, che si fece male già il primo anno a Udine, poi si fece male il ritiro del Napoli alla mano. Poi si è fatto male un pochino, non so, quest'anno io me ne sono accorto subito, quando più che del gol, non gol, fallo, perché lui è caduto male e piangeva, e non per il gol preso. Ho detto, con mio padre stavo vedendo la partita
e ho detto mamma mia, speriamo che non si è fatto male, forse da ex sportivo, e invece poi insomma lui ha continuato a giocare e io ho detto vabbè, meno male, ho sbagliato, va bene, anch'io sbaglio. E invece poi in settimana è arrivata la brutta notizia, ho detto allora non avevo sbagliato, purtroppo. Quindi noi abbiamo, cioè Osimhen salta la Juve, poi torna. Invece abbiamo Thuram che c'è malato cronico, però rischiamo di avere una partita con un portiere che torna mezzo addormentato e che non può giocare. Vedremo che liberatoria farà in Inghilterra. Cioè, guardo, e siccome non facciamo l'errore che fece Sarri, cioè la qualificazione nel girone già si decide la prima partita. Intanto comunque si decide tra primo e secondo posto. Una bella, e noi ci andiamo senza portiere. Ti adoriamo, no. Sono no, un umile servo della gleba, come dire, della cultura, figuriamoci del calcio. Domanda per Guido: la cosa che mi dava più fastidio dell'esonero di Gattuso è il non avergli dato fiducia solo perché la piazza lo chiedeva. Poi continua. Il calcio è bugia, però a questo punto, siccome poi non è stato richiesto, io che sono una persona molto serena nella vita, non mai maliziosa, mai... Io accetto se una persona mi dice una cosa, poi chiaramente mi faccio le mie analisi logiche nel corso del tempo e vedo se effettivamente quello che uno ha detto corrisponde a verità alla logicità. Cioè, De Laurentiis si è detto che comunque era veramente già dall'inizio un contratto a termine che è stato preso per tamponare la deriva intrapresa, diciamo, con la gestione di Ancelotti. Non è che sono contro Ancelotti, e soprattutto si è visto per la questione che non abbiamo mai capito se si è sanato o meno dell'ammutinamento, e quindi praticamente a De Laurentiis si è detto che qualunque situazione si fosse verificata, anche lo scudetto Gattuso non era nei piani del Napoli. Siccome, e ti rispondo, non so, io aspetto ancora i saluti a Hamsik, se permetti. Io aspetto ancora quando disse sì vabbè, Sarri non gli ha dato l'onore del giro di campo, ma noi stiamo preparando una cosa speciale per maggio. Cioè, noi non ce l'abbiamo con questa gestione societaria, non la famosa riconoscenza, ma proprio l'idea di tributare quantomeno un saluto educato e dignitoso ai nostri tesserati. Quindi non che Gattuso vada o andasse trattato male, però andiamo indietro del tempo. Poi adesso ADL Junior parla bene di Montervino, però Montervino non vuole tornare a Napoli, l'ho detto non con questa società. Disse, sì. È molto legato alla città, è molto legato alla maglia, è molto legato alla squadra, è ben visto da tutti noi tifosi, ha veramente onorato la maglia e lo sport, pure se non era dotato di una tecnica sopraffina. Però Pampasosa, questa casa è casa tua. Però ripeto, Hamsik era il recordman di presenze e di gol. Non è una maglietta data in un freddo inverno quando è tornato un giorno. Cioè, io voglio un addio come quello di Totti, io voglio un addio come quello di Gerald. Perché io napoletano non posso avere uno stadio che piange all'addio di una mia bandiera? Perché? Che cosa ho fatto di male come tifoso? Per non... Poi ripeto, a gennaio. non che ce l'ho come Gattuso, ma non dimentichiamoci, Maggio è stato uno dei pochi gentiluomini che ha espresso il calcio negli ultimi anni, non il calcio Napoli, il calcio. Dopo quel trattamento, e lì comunque la società doveva, conoscendo l'allenatore... Scusami un attimo Guido, fammi intervenire perché non ho capito questa cosa. A Guido però non devi invitarlo più dopo le sue, ve lo dico adesso, o dopo le 12 giornate. Chiedo a Sal, perché dato che ricordo il tuo nome, sei uno di quelli che è sempre presente, di spiegarmi meglio questo messaggio perché non l'ho capito a livello proprio logico. Non devi invitarlo più dopo, ve lo dico adesso, o dopo 12 giornate. Lo devo rinvitare dopo le 12 giornate sicuramente per far sapere che cosa ne pensa dopo le 12 giornate. Non ho capito le sue, ve lo dico adesso, non ho capito. Quindi fammi sapere, esatto. Quindi per rispondere, certo che meritava un saluto molto più elegante di quel famoso tweet, ma non è nel nostro stile, non di Valerio, di Guido o delle tifose e dei tifosi. La nostra società ha avuto il più grande calciatore di tutti i tempi,
e aveva una gestione un po' ambigua di questo fenomeno Maradona, e tu non tutte le squadre, io ricorderò sempre, mi spiace, ma perché sarà, vedrete, nel corso, soprattutto chi è giovane adesso lo vedrà nei prossimi anni, una delle immagini più iconiche del nuovo millennio, che sarà quella famosa bara di Maradona, perché è un funerale pop come quello di Lady D, aveva giustamente la maglia della sua squadra argentina, mancava la maglia che lo ha reso leggendario, quella del Napoli. Poi ha detto stampa l'ultimo giorno, è arrivata la maglia, no, tutte le foto su tutti i giornali del mondo per 3 giorni, ce ne sono più di una, mancava quella maglia del Napoli, quindi non siamo stati capaci nemmeno di mettere una maglietta sulla bara di Maradona, ed era Maradona, 3 giorni di lutto nazionale, il Papa che interviene, vabbè che il Papa era argentino, cioè, mi sembra una mancanza, tra l'altro una mancanza che non puoi rimediare, perché uno muore una sola volta, e tra l'altro in quel modo, volendo puoi sempre, non credo verrà mai farla la partita di addio di Hamsik, un addio migliore, cioè Hamsik se n'è andato una fredda partita di Napoli-Sampdoria, lo sapeva la società perché l'aveva concordato, però a fine stagione io mi ricordo l'addio di Gerrard con Liverpool, visto che si è citato solo quello di Totti, emozionantissimo, o di Raul Real Madrid, sono giocatori bandiera, e soprattutto per la compostezza umana che ha portato quel ragazzo, pur sempre un ragazzo slovacco, non è napoletano, no? Che sia un difetto, però non è figlio di questa terra, lo trattiamo come figlio di questa terra, lui dice si sente come figlio di questa terra, lo amiamo come figlio di questa terra, però non sta scritto da nessuna parte che lui doveva amare Napoli in quel modo. Ecco, mi ci dà un maggiore rispetto, tra l'altro per un tesserato che ha dato tanto lustro e poche grane. Ti saluta Bellwatch, che ringrazio. Aspettiamo sempre. però la risposta, non ho capito se sì, sto guardando ma non lo trovo. Ha mandato un po' di corna, ma non penso che questo sia esaustivo per spiegare il messaggio di prima. Quindi le corna ce le ho pure io, tieni, a me sono più grandi. No. non c'è problema. Amico Bellino, sei capace di fare un ragionamento? Noi siamo qui sicuramente. Assolutamente. Però... Guarina, abbiamo capito, Maronna mia, sei tu, se vuoi diventare famoso, abbiamo capito, la Lazio vincerà lo scudetto, ricordatevi di me, ci ricorderemo, non c'è problema, non c'è problema. Alziamo il livello, signori, perché altrimenti Guido io lo lascio andare che ha da fare. Come parlavi di Hamsik, io volevo sottolineare il fatto che qualcosa a livello social, su Instagram, sul canale YouTube, io lo vedo un miglioramento, c'è più attenzione, c'è più velocità nel postare come si dice, le interviste post partita, gli highlights post partita. Piano piano, secondo me qualcosa è successo, che hanno ingaggiato qualcuno. Levitan ci dice scusate ma che è successo? Allora questo è il cavalluccio rosso che ritorna sempre, ovviamente la cultura, questa è la cultura di Levitan ovviamente. E quindi io, mentre tu mi parli di Hamsik, io non posso fare altro che pensare a Mertens e pensare se l'anno prossimo, perché l'anno prossimo andrà in scadenza Mertens se non sbaglio. No, già quest'anno. È già questa, quindi insieme. Lui però c'ha un'opzione per un altro anno, bisogna vedere se è bilaterale o laterale, che lui vorrebbe diciamo esercitare, ma il capitolo Mertens è un capitolo, è qualcosa che sfugge ormai dalle mani da tutti, che è andato per fatti suoi, quindi pure se dovesse essere trattato nel perfetto nominato, diciamo, un ragazzo, non voglio idolatrare oltremodo, perché sennò poi sembra che ha attraversato, si è fatto attraversare, ha restituito in maniera talmente sfiziosa il tessuto sociale della città, che comunque il ricordo non potrà mai che essere gioioso. Una delle partite più importanti della carriera di Mertens adesso, che non è manco legata al Napoli, se riesce effettivamente, perché lui l'ha proprio detto pubblicamente,
se riesce finalmente a comprarsi, che non voglio vendere la casa dove vive, perché anche se vuole, lui ha detto vorrebbe viaggiare un po' per il mondo negli ultimi anni, perché poi stanno pensando, non voglio entrare nella vita familiare della sua compagna, di sua moglie, lui ha fatto un bel discorso sulla paternità, perché non è ancora diventato padre, è un ragazzo troppo intelligente, no? Sul fatto che comunque vuole tornare in Belgio, però lui ha detto io voglio mantenere la casa a Napoli, ho chiesto a Kate se era d'accordo, però non gliela vendono. Quindi il capitolo Mertes potrebbe, a prescindere, uno sportivo la sua carriera finisce. Siccome noi abbiamo avuto episodi meravigliosi, celebri, il più bello, il più romantico, anche per la moglie che ha sposato, per la compostezza di quell'uomo, è quello di Vinicio, che comunque è rimasto a vivere a Napoli, no? Quindi ci sono dei precedenti illustri, Petisso, e quindi il capitolo Mertes non è tanto se rimane un altro anno e se addirittura diventa comunque un cittadino errante che comunque ogni tanto nel mese troviamo a Napoli. Lo sappiamo tutti, Mertes, io se fossi della Juventus avrei già fatto il contratto come dirigente, perché per intelligenza umana, per acume, per lucidità, io però non sono sicuro che lui lo voglia fare. Ha troppa personalità, e poi il fatto un ragazzo che parla più lingue. Sul Centro Paradiso ti invito a andare a leggere l'articolo che io feci sull'idea di come recuperarlo, non solo fare un campetto, e quindi io non solo mi sono espresso, ma mi sono espresso di nuovo regalando un'idea al popolo napoletano, alla società. Lo trovo sul sito di Per Sempre Napoli, è proprio dedicato al recupero e anche a come utilizzarlo il Centro Paradiso, farlo diventare proprio un punto di riferimento culturale, sociale, educativo, lo spiego per bene, della città, quindi così non mi delungo. Lo trovi e poi ci fai sapere nei commenti che ne pensi. Dato che Sal invece di spiegare dice semplicemente non sono d'accordo e a volte sembra negativissimo e permalosetto, Sal, la domanda ce la devi spiegare, perché io non ho capito. Allora tu mi hai chiesto semplicemente che non lo devo invitare più, e dovresti sapere benissimo, conoscendo me, se conosci me un pochino, io però sono io il problema, che io penso sempre di confrontarmi con persone che mi conoscono come se fossero miei cugini e fratelli, e dimentico che c'è una distanza fatta dallo schermo. Non posso immaginare che voi mi conosciate. Io non me la prendo, perché fortunatamente ha tanti difetti, ma non di essere permaloso, però con molta educazione e serenità ti dico, perché tra l'altro non vedendoti è molto difficile, e quindi non ti unisco a questa schiera di tifosi e anche a volte di colleghi. Sono un po' stanco di quelle persone che a inizio campionato spacchiamo il mondo, poi dopo un po' le prime sconfitte, no, ma il nostro obiettivo è il Champions, poi ci mette male e ogni volta andiamo a ribasso. Io non ne sono numeri, vogliamo andare in Champions, 12 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, non possiamo fare di meno. Quindi non è negativismo. Abbiamo vinto 6 partite seguono, benissimo. Il primo pareggio arriva all'ottava, benissimo. Le prime giornate abbiamo già fatto 3 pareggi, malissimo, perché non è che ce li possiamo. Allora, quest'idea che un campionato di calcio è infinita, quest'idea che il campionato è ancora lungo, va benissimo, perché io sono l'unico che la pensa come gli almanacchi, perché ovviamente non si venderebbero i giornali, la gente come questo là, va benissimo. In realtà non è così lungo il campionato, certo la prima giornata è molto lungo, però non riesco proprio a capirle certe persone, perché per farti un esempio, mi sembra come quando si candidano le persone in politica, avendo fatto statistica, mi sembra come queste persone a un certo punto la famosa torta, no, del 100%. Allora io a volte facevo dei ragionamenti con degli amici dei nostri candidati e ho detto vabbè, questo candidato in città noi sappiamo il 20% deve avere un tracollo, prende il 14%, quindi togli dal 100% il 14% e pedi quello là, quindi tu più o meno puoi fare quello. Ma mettiamo pure che prendi il 50%, al 50% devi rimanere alto il 50%, quindi questo partito, quindi significa che il PD prende il 5%, quello del 5%. Queste se vai da quello del PD faccio lo stesso ragionamento del tuo amico, il di tutti, quindi alla fine scopri che questa famosa torta è il 3000%. Ecco, i famosi punti sono infiniti, non sono infiniti.
Adesso siamo a 2 giornate, abbiamo tante squadre a punteggio pieno, infatti benissimo, meno male che non abbiamo pareggiato, però io non ho detto che perdiamo, ho detto se voi vogliamo fare un campionato di vertice non possiamo permetterci di perdere più di quel tipo di partite di punti con le squadre che non sono piccole, perché sembra un'offesa, purtroppo con le squadre che non sono le famose 7 sorelle, che poi io vorrei capire queste 7 sorelle, è un po' prende per il culo in realtà amico Bellino, perché poi si stabilisce, cioè 7 sorelle c'è la Fiorentina o c'è la, quali sono? Allora sono Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma e Napoli, va bene. Chi l'ha stabilito e vogliamo togliere Napoli e mettere Fiorentina, quindi anche questo famoso concetto delle 7 sorelle volendo è aleatorio, però mettiamoci queste 7 sorelle per convenzione divina, sappiate che con le altre 13 squadre onorevolissime, perché a questo punto tra queste squadre c'è Torino, Sampdoria, Fiorentina, vai a Firenze e vinci tutto l'anno, non ti puoi concedere più di quel numero di errori. Non è pessimismo, non è negativismo, non è essere permaloso, è che, caro amico Bellino, vatti a studiare gli ultimi 8 campionati e vedi certe costanze. Sì, qualcuno poi ti cita come il famoso Napoli-Liverpool famoso, che tutti il Napoli ha vinto con Liverpool e non è questo il Napoli, però è rimasta quella la partita. In quel campionato avevi pareggio, sconfitta, vittoria, non riuscivi a fare 3 vittorie di seguito col campionato di Ancelotti, però veniva citato sempre come format definitivo il Napoli-Inter, Insigne sul passaggio di Cagliari. Quello era il Napoli. Invece no, il Napoli era su 19 partite, quante ne ha vinte? Quello era il Napoli, tra cui anche Napoli-Liverpool. Invece no, Napoli-Liverpool, quella che ci ha fatto godere di più, viene presa come esempio per tutto. Allora a me questo modo di analizzare il calcio, come ho detto prima, lo rispetto di qualunque persona e collega, non lo condivido, potete accettare che non lo condivido, mi prendo anche il tuo permaloso che non condivido, perché più che essere permaloso significa sinceramente non mi fare prende per il culo da non so chi, da me stesso, cioè io non ho più 20 anni e quindi posso sognare come il bambino che è rimasto dentro di me che uno vinca lo scudetto, però a un certo punto del campionato so che non lo vinco più. In realtà inizio campionato non è pessimismo, mi sono chiesto che cosa è cambiato mi ripeto, nell'universo calcio, soprattutto in relazione a Napoli, niente, Santoro. È un po' pochino dal mio punto di vista per avere quella serenità per dire, poi se tu lo chiami pessimismo, va bene, io lo chiamo buonsenso. Che aspettative hai sul film di Sorrentino? È stata la mano di Dio, io sono curioso. Io il film che voglio vedere adesso più di tutti è quello di Paul Schrader, perché mi spiace deludermi, perché è un regista che adoro molto, perché fece una tesi di laurea bellissima sul trascendente del cinema di Ozu e affini. Anni fa, quando feci una rassegna, poi scelsi uno dei film, era Cold War, che è un film polacco bellissimo, e il finale di questo film secondo me è proprio la sublimazione di quella che Schneider definisce scena trascendente, cioè il trascendente. E questi due innamorati su questa panchina, lui ha fatto l'altro questo film sul gioco d'azzardo. Su Sorrentino, voi sapete, è un regista che ho adorato dal primo film. È sempre pericoloso quando i registi fanno il film della loro vita, come è successo per Placido del Grande Sogno. Potrebbe essere interessante perché secondo me lui ha chiuso una parte della carriera che solitamente i registi affrontano più tardi, quando incominciano a riflettere sul senso della loro carriera come artisti nel mondo. Questa famosa trilogia, dal mio punto di vista, This Must Be the Place, La Grande Bellezza e Youth, non a caso c'è 55 anni, 65 anni e 85 anni protagonisti, uno scrittore, un musicista, uno scrittore e un regista e un musicista. E quindi potrebbe aprirsi il film su Berlusconi, non lo considero proprio perché vabbè, vediamo, noi ne abbiamo parlato con Valerio in quella puntata speciale calcio, però diciamo io seguo il cinema in maniera molto più complessa che solo vedere una storia, lo vedrò, probabilmente ci emozionerà, sarà molto probabilmente un film elegantissimo, forse meno del solito, tra l'altro non c'è Bigazzi alla fotografia, questo mi dispiace, perché si è rotto un sodalizio bellissimo, magistrale,
però lo analizzerò e con la serenità e l'onestà che ho sempre messo nei miei occhi quando ho visto un film, senza pregiudizi né umani né politici. Lo so che qua quella domanda è a te, però rispondo prima io. Carlo, l'anno scorso abbiamo battuto la Juventus. Va bene? Cioè, battere la Juventus alla terza giornata di campionato dopo che hai battuto il Venezia che non ti ha attaccato, perché ragazzi dobbiamo mettiamo le cose in chiaro, perché io mi rendo conto che c'è voglia di sognare, Guido, io mi rendo conto che il tifoso ha voglia di sognare, di cercare qualcosa in più così. Noi non vogliamo togliervi i sogni. I ladri di sogni era uno spettacolo che ha scritto mio padre dove si parlava di un certo argomento molto tosto. Non vogliamo togliervi i sogni, ma dobbiamo essere realisti, perché altrimenti alla terza sconfitta esce Spalletti out e io devo fare la solita solfa dove devo spiegarvi che con l'acqua non si frigge. Vincere alla terza giornata contro la Juve, se vincesse, se tutto dovesse andare bene, dopo che hai battuto il Genoa all'87esimo e dopo che hai battuto il Venezia, che con tutta probabilità finirà ultimo in classifica, non significa niente, Carlo, non significa lottare per i primi posti. Lottare per i primi posti significa che è una rosa così profonda che quando devi fare la Coppa d'Africa e la Coppa Europa, l'Europa League, tu quando fai entrare Malqui gioca benissimo al posto di Di Lorenzo. Quando fai entrare Juan Jesus al posto di Koulibaly, gioca benissimo Juan Jesus. E un ass non fa un dribbling in più, ne fa uno solo e tira forte in porta. Questo è quello che penso io. Poi se va bene e siamo lì ad esultare e diventiamo virali. Se non va bene però dovete venire qua a dire però Valerio ci aveva avvertito che le cose potevano andare anche male. Non diventa subito Spalletti out, la rosa è forte per lo scudetto, vuol dire che non ha messo bene in campo, perché lì andiamo a finire ancora una volta per il quarto anno consecutivo. Ma probabilmente questo amico o non mi so esprimere più bene io, è un problema per uno scrittore come me, o era un attimo assente. Io ho detto che per andare in Champions League prudenzialmente, proprio adesso che quest'anno bastano 60 punti, così quell'amico che mi ha dato del permaloso è contento. Io ho detto prudenzialmente, il buon senso, la saggezza e gli ultimi campionati ci dicono è meglio fare 79 punti, che significa se andate a vedere quel numero di partite. Quindi non è tanto il problema di battere o non battere la Juve, il problema è che nelle partite dopo, perché se tu batti la Juve la partita dopo inciampi, poi dopo un inciampo fai un pareggio e incominciate a bruciarti i bonus. Quindi ecco perché ho detto su 12 giornate, che per me mi sono sempre dato 12 giornate come per ragioni molto complesse da spiegare a quell'amico. Ho detto io non ho nessun problema a non disturbare più Valerio, tanto privatamente ci sentimmo con grande gioia, mi spiace dire, ma anche parlando di altre cose, di New York, di musica, di cinema, di donne, di vino, quindi no, anche no, per dire, caro amico. Cioè non rovinerai un'amicizia, è anche un motivo di crescita reciproca, perché significa che tu comunque un paio di big le hai affrontate, hai affrontato già delle squadre piccole, se hai incominciato a vedere che in Champions hai difficoltà, cioè ti sei fatto un'idea ben precisa e anche delle altre squadre, quindi è chiaro che adesso vediamo questa partita e incomincia a vedere che bivio prende il campionato, ma anche in caso di vittoria, che i tifosi napoletani e noi che siamo qui e ci auguriamo, non è alla 17esima, è alla terza, e tra l'altro ha un brutto calendario il Napoli, perché in girone di ritorno l'affronta la prima di ritorno quando c'è la Coppa d'Africa, quindi ha un peso importantissimo questa partita. Però vediamo, perché poi c'è la partita di Coppa, poi vediamo come si torna dalla Coppa, e anche godiamoci di queste partite, no? Perché poi mi sembra che si punti sempre a questo scudetto. Io quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho avuto un approccio molto diverso da come ce l'hanno adesso i tifosi, anzi la prestazione, speriamo non in altre cose, che ricordo le emozioni di ogni domenica, che c'era un sogno veramente che uno in maniera anche molto pudica non pronunciava neanche con la mente, e la gioia più grande non è stata quella del giorno dello scudetto,
è stata la somma di tutte quelle giornate, anche in quella infausta sconfitta a Milano, partita un po' strana, dove segnò Bergomi negli ultimi minuti una botta da dentro area sotto la traversa, e io andai subito al San Paolo, subito dopo c'era Napoli-Juventus, e a qua sembra che si vinca lo scudetto, no? Alle prime giornate, questa euforia, poi 2 sconfitte si sparisce dagli siti del canale, cioè depressione, perché comunque hai preso già 7 punti di svantaggio e non ci goda come emozione partita per partita, non attenzione la frase fatta che vediamo partita per... cioè la vita è fatta di tante piccole emozioni, invece si punta al bersaglio grosso che in questi anni non mi risulta il Napoli ha vinto. Cioè il Napoli alla fine ha vinto 2 scudetti, potevamo vincere, però quello con Sarri e si perda la gioia di tante piccole emozioni. Quindi il mio famoso buonsenso mi porta a non dirmi cretinate, però qualcuno non è contento, e invece godermi di più la singola partita. Mi spiace no, e hai ragione, anche perché io, quando si fa sempre il discorso del famoso campionato di Sarri dei 91 punti, resta il rammarico di non avercela fatta, perché lì si chiudeva un ciclo e magari era coronamento di una grande stagione. Però io mica mi sono dimenticato quanto ho goduto durante il campionato. Cioè io ricordo che ad ogni partita avevo l'ansia del tifoso, dopodiché si fischiava, l'arbitro fischiava all'inizio, il Napoli si prendeva il pallone e mi divertivo a vedere un Napoli dominante che poi ogni tanto doveva impattare contro una squadra che si chiude col pullman e perde, e fa niente, alla prossima riprendi il pallone e domini di nuovo. Quell'annata io non posso ricordarmela solo come l'anno dove non abbiamo vinto lo scudetto, ma anche l'anno dove abbiamo fatto un gran calcio, abbiamo fatto 91 punti. Mi spiego anche meglio, nel senso che è una questione di educazione prima di tutto. Sono stato un bambino educato e di rispetto nei confronti degli altri, cioè il mantra di mia madre era quello, e quindi per educazione e rispetto, poi anche un minimo di professionalità, uno cerca di non dire bugie, falsità, raccontare fandonie o in questo caso illudere le persone. Poi oggi mi sono preso il permaloso, amico Bellino mi ha fatto fare una grande risata, quindi io la vedo da questo punto di vista. Dal punto di vista invece umano resta, perché io ho una responsabilità nei confronti degli altri, degli spettatori, dei lettori, eccetera. Quindi se io ti dico, secondo me il Napoli, cavolo, meno di 95 punti, ma su quale base? Di nuovo scientifica. Quindi è solo una questione di educazione e rispetto, a questo punto, essendo una figura professionale di serietà e professionalità. Da un punto di vista mio personale umano, invece, c'è grande gioia e emozione nel singolo episodio. Io mi ricordo, ero a San Paolo per Napoli-Udinese, una partita giocata molto male, dove il Napoli non riusciva a sbloccarla, e fece un gol pazzesco Higuaín, vinceva solo 1-0, questo tiro che sembrava proprio uscire, e poi invece e non solo mi ricordo la partita, mi ricordo i tifosi sconosciuti che abbiamo abbracciato, ma mi ricordo l'analisi tra lo spettacolare e come sempre precisione di Adriano Bacconi e quell'enfasi sportiva che bella, che manca un po' nel racconto oggi, che lui ha detto, mi ricordo proprio che andate a ritrovare quel video, dice no, ma Higuaín lui aveva già visto, cioè, invece questa palla a uscire, che poi alla fine, allora, anche se quell'anno non abbiamo fatto niente, poi Higuaín addirittura se n'è andato, lo sappiamo come. Io quella partita, sto citando una partita abbastanza sgorbutica, non il 5-0 alla Lazio, per dire, no? Vinta comunque per un colpo di genio in un fuoriclasse, perché quello è un gol, non è il gioco di Sarri, è che lui si va a prendere questo pallone, arriva là da fuori area, fa questo tiro e il portiere, nonostante fino all'ultima falange non riesce a prenderla perché la palla rientra alla fine. Quell'emozione a me rimane, e rimane anche, cito un collega, quindi non me stesso, amplificata nel racconto tecnico della rigore sportiva da un bravissimo collega. Ma è il mio approccio al calcio, che è molto scientifico e serio quando devo divulgarlo agli altri, personale e intimo quando me lo vivo per me. Sorry, ma è il mio mondo e non lo cambierai tu.
Guido, io penso, mamma mia, 3 ore e 38, vado un attimo a riposare le palpebre, perché poi dopo domani devo portare comunque l'approfondimento tattico e la vagnetta di Napoli-Benevento 1-5, che ricordiamoci che c'è stata una partita oggi amichevole, inutile, eccetera eccetera, ma si fa analisi perché devo sapere cosa ha detto Spalletti e tutto. Quindi io ringrazio tutti i presenti, ringrazio te, dimmi. No, è giusta, poi la vedremo sempre con grande attenzione e gioia, perché casomai nel corso della stagione oggi non è una bella figura, no? Determinati casomai movimenti li ritroveremo, ma li ritroveremo invece col timing giusto, con le distanze giuste tra i giocatori, quindi uno può prenderla, anche se chiaramente abbiamo già detto questa partita come la contestualizziamo, come esatto. Però comunque non hanno giocato alla PlayStation, hanno giocato in un campo vero, tra l'altro il campo di casa, dove hai oltre dimensioni proprio zolle, tu impari a conoscere tutti i segreti ma anche i punti di riferimento tra lo spazio e gli spalti, no? Certo, il tabellone, tu sai che se tiri verso il tabellone va in quello è chiaro. Quindi, e quindi comunque nulla si butta, anche quindi vediamo l'analisi di Valerio, perché potremmo ritrovare dei movimenti migliorati, oppure facciamo gli scongiuri, altro che pessimista e jettatore. Noi analizziamo il campo, amico Bellino, è il campo che parla. Se il Napoli avesse vinto questi anni degli scudetti, io oggi avrei detto diverse cose, ma devo accettare che non abbiamo vinto. Possiamo rivedere gli stessi errori. L'anno scorso, ad esempio, saluto Valerio, abbiamo visto troppe volte l'errore sul quinto come gol. Non l'abbiamo corretto. Quindi comunque noi valuteremo nel corso delle partite i miglioramenti. Noi speriamo, perché invece l'auspicio i miglioramenti collettivi di squadre e personalità anche societari. Speriamo che non è che alla primo starnuto, silenzio stampa. Valuteremo tutto invece con grande sorriso, con grande signorilità, con grande pacatezza e con grande permalosaggine, per farti comprendere. Guido Gentile, grazie mille, ci vediamo presto. Ciao. Allora, amici miei, io vi bacio 1 ad 1, vi leggo gli ultimi messaggini. Grazie Falco che sei rimasta fino alla fine. Emiliano, tu non l'avevi saputo, 5 pappine, sì, ma tra l'altro con un Mario Rui sugli scudi che da centrocampista centrale mi è piaciuto non poco, quindi bene. KK, Anghissà, Osimhen, vedrete che spettacolo, non a gennaio, li vedremo sicuramente, ma non a gennaio. Forza Napoli sempre, Benedetto, che deve essere il mantra sempre dei noi tifosi. Siamo fragili mentalmente, non lo so, vedremo di capirlo, ma io vi invito a spostare tutto l'hashtag su Messico 86 perché diventa la nuova cosa e va bene così. Signori miei, vi bacio forte, non pensate ai 5 gol, pensate a Mario Rui, centrocampista centrale, che meglio di quanto abbia visto. Sto cercando la sigla, ma per questo così. Ci vediamo alla prossima sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.